immersi a guardarti con gli occhi di un bambino, con gli occhi che hai. La neve scende fuori e nasconde i rumori per noi. Resta a letto, non alzarti, e ci penso da me a ingegnarmi, a coccolarti, portarti il caffè su un vassoio con il sole del mattino apposta per noi. Che vita è, ma come ho fatto ieri a fare tutto senza di te? Che vita è, giri nei miei pensieri, un posto ancora vuoto non c'è. Che vita è, dammi un pizzico, dammi un morso. Dimmi che un sogno non è. A volte penso per assurdo a fare a meno di te, dritta dritta verso l'impossibile, con i piedi sul soffitto di casa. Io passeggio a testa sotto sospesa. Resta il fatto per assurdo che a rovescio mi innamoro di te. Che vita è, ma come ho fatto ieri a fare tutto senza di te? Che vita è, giri nei miei pensieri, un posto ancora vuoto non c'è. Che vita è, dammi un pizzico, dammi un morso, dimmi che un sogno non è. Dimmi che un sogno non è. Che vita è, dimmi che un sogno non è. Oh. Che vita è, giri nei miei pensieri, un posto ancora vuoto non c'è. Che vita è, dimmi che un sogno non è. Che vita è, che vita dobbiamo cercare di fare per salvaguardarci da questi mostri che girano tranquillamente al di sopra di ogni sospetto, che sono certi mariti, certi compagni, una cosa pazzesca, ma soprattutto queste donne, questa figura femminile che è bersagliata in continua azione, fa sempre più fatica a salire la scala. Poi avrò un onorevole Rachele Scarpa, nella seconda parte anche un senatore Zanettin, per chiedere se hanno intenzione di farci salire un po' di più questa scala, che è impossibile. Arriviamo al terzo gradino, quarto, poi si cade un'altra volta per vari motivi, questa parità di genere che ancora non c'è. Però quello che preoccupa è di non ascoltare quando io ho delle persone molto autorevoli, come ad esempio ieri che ho avuto il professor Crisanti e il professor D'Amato collegati con noi, uno da Roma, uno da Napoli, che hanno spiegato l'importanza della vaccinazione,
ma dalle telefonate che ho ricevuto anche loro sono rimasti increduli nel sentire che la gente ancora, non tutta, ma dobbiamo parlare a quelli che ancora non ci credono, ecco, non si fidano, soprattutto non si fidano di questi esperti, non si fidano, hanno il passaparola, il fai da te. Ne parleremo questa mattina con una ospite graditissima che è la professoressa Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive, azienda ospedaliera Università di Padova. Grazie veramente professoressa di essere qui con noi. Lei non sa quanto importante è avervi in trasmissione e parlare veramente, perché non se ne può più di quelli che non riescono ancora ad ascoltare. Vi ho detto anche ieri, non sentite, ascoltate quando parlano bene gli addetti ai lavori, perché è molto importante. E saluto anche Flavio Gobbo, perché con Flavio Gobbo invece riusciamo a sorridere, a divertirci, perché è il fondatore di Guida alle Sagre, una cosa che piace a tutti, dai grandi ai più piccoli, non ha età, non ha ceto sociale, perché alle sagre ci vanno tutti per socializzare, per stare insieme, e si vedono le famiglie, cose che non si vedono dalle altre parti, e soprattutto si vedono le famiglie che chiacchierano tra di loro e non come al ristorante col cellulare. Però io partirei dalla professoressa Cattelan. Allora professoressa, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Perché non ci sono queste paure, abbiamo dei contagi importanti, qual è la verità? Prego professoressa. Beh, intanto grazie a lei, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Sicuramente siamo di fronte ad un virus influenzale che ha raggiunto e sta raggiungendo livelli molto elevati di incidenza in una fase diciamo un po' più precoce rispetto a quanto succede rapidamente o che è successo negli altri anni, vale a dire che mentre negli anni precedenti, e mi sto riferendo soprattutto al periodo anche pre-Covid, il picco influenzale avveniva fra fine gennaio e primi di marzo, in realtà questo aumento brusco di casi che abbiamo avuto quest'anno è avvenuto in maniera molto precoce, intorno a fine dicembre, e adesso comunque non abbiamo ancora iniziato la discesa, per cui sicuramente l'attenzione verso questo virus e tanti altri virus che lo accompagnano è importante. E ovviamente all'interno degli ospedali, anche delle terapie intensive, ci sono letti dedicati a pazienti che hanno l'influenza o le complicanze legate all'influenza. Molto chiara professoressa, ma secondo lei, dal suo importante osservatorio, perché non tutte, perché bisogna dire anche che abbiamo un'alta vaccinazione, le persone si sono comportate bene, la popolazione ha risposto bene, ma noi dobbiamo andare a colpire quelli che ancora non si fidano, ecco, hanno paura, ecco, la paura che regna sovrana. Eppure gli addetti ai lavori, quelli bravi, ce ne sono stati molti, hanno parlato anche molto bene, però ci sono, a mio avviso, professoressa Cattelan, il grande problema che abbiamo avuto è che ci sono stati alcuni dottori, alcuni medici, anche di famiglia, qualche ricercatore, anche uno scienziato, che hanno messo la barra da un'altra parte. Invece di fare la barra dritta tutti assieme, uniti, per far capire l'importanza della vaccinazione, hanno virato completamente da un'altra parte. L'altro giorno io ho avuto un'anziana, una diversamente giovane come le chiamo io, professoressa, che ha detto: sai, sono andata dal mio medico di famiglia, mi ha fatto l'antinfluenzale, però quell'anti-Covid mi ha detto che devo andare da un'altra parte, ma l'ho visto perplesso. Allora ho pensato, ma se è perplesso lui, allora vuol dire che è meglio che non lo faccia. Capisce che a queste fragilità basta un battito d'occhio, un battito di ciglia per aver paura, per fare ancora confusione. Invece dovrebbero essere, specialmente loro che conoscono il paziente, invitati alla vaccinazione. O sbaglio, professoressa? No, sono perfettamente d'accordo. Io credo che tutta la comunità scientifica, tranne forse qualche medico, qualche esponente, eccetera, sia d'accordo nell'importanza della vaccinazione. Ricordiamo che la vaccinazione è uno di quei presidi al mondo in ambito sanitario che risparmia
il più alto numero di decessi. Praticamente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la vaccinazione in generale, quindi non sto parlando soltanto della vaccinazione per l'influenza, piuttosto che per il Covid, piuttosto che per l'herpes, ma le vaccinazioni in generale a livello globale sono seconde soltanto all'acqua potabile nella riduzione del numero di decessi, quindi veramente hanno un impatto significativo e l'appello a vaccinarsi è fondamentale, io non mi stancherò mai di ripeterlo, noi all'interno dei nostri ambulatori lo diciamo sempre ai nostri pazienti, so che anche all'interno del nostro ospedale anche gli altri specialisti lo stanno facendo e quando ci sono problemi mandano da noi i pazienti a vaccinarsi, ma è fondamentale. Ricordiamo che la vaccinazione, se non protegge dalla infezione in sé, protegge da tutte le complicazioni e quindi dall'ospedalizzazione, dall'evoluzione in senso sfavorevole dell'infezione stessa. E credo che veramente non dobbiamo mai stancarci di rinnovare questo appello e di essere sicuri nel consigliare la vaccinazione alle persone che vediamo nei reparti e nei nostri ambulatori, perché ripeto, è il mezzo più sicuro che abbiamo per difenderci dalle infezioni. Però questo preoccupa anche i pediatri, perché ci sono molti genitori che non vogliono vaccinare i bambini, professoressa, proprio non si fidano di questo vaccino. Io non riesco a capire, fino all'altro giorno andavano in vacanza e si vaccinavano. Sì, abbiamo avuto sempre la storia insegna delle persone che non si vaccinavano. Però questo accanimento proprio contro questo vaccino, e non è un vaccino, e chissà cosa ha dentro, ed è un business delle case farmaceutiche, questo passaparola, questo far da te sui social, su internet, poi ci mettiamo anche qualche medico, come ha detto lei, ma ne basta uno per rovinare tutto il lavoro degli altri, ha fatto sì che anche i genitori assolutamente, ma molti sa professoressa, guardate che non so se i numeri sono reali, però sono più di quelli che pensiamo che non vogliono più vaccinare i bambini, ma no, con questo, ecco, per gli altri vaccini magari sì qualcosa si fa, ma perché questa paura? Perché non ascoltare le persone come voi, gli addetti ai lavori, e ascoltare magari o leggere qualcosa su internet, che bisogna anche sapere leggere e vedere da dove arriva quella fonte. Prego, professoressa. Sì, difatti purtroppo internet che ci ha aiutato tantissimo in tanti campi e continua ad aiutarci perché insomma possiamo avere accesso a un gran numero di informazioni. Da un lato però può darci anche delle informazioni sbagliate, scorrette e quindi indurre tutta una serie di persone, soprattutto le persone che più facilmente si lasciano convincere, coinvolgere, eccetera, a seguire strade che non sono quelle ordinarie, che non sono quelle che portano al bene proprio e comune. È difficile, io penso che il vaccino Covid abbia creato un po' di scompiglio in tutti, perché? Perché è stato immesso nel mercato in maniera veramente veloce e questo un po' ha stravolto quelle che erano, come dire, le procedure, quelle che erano le modalità con i quali venivano introdotti gli altri vaccini. Ma perché è stata reso possibile questa cosa? Perché sono stati fatti degli investimenti grandissimi, elevatissimi in ambito della ricerca dell'infezione Covid e questo ha permesso di mettere in piedi, di mettere proprio sul piatto rapidamente nuove piattaforme vaccinali che hanno permesso di ottenere in tempi rapidissimi vaccini che altrimenti e diversamente ci impiegavano molto più tempo, anni di ricerca. Questo ha scompaginato e ha in qualche maniera reso perplesse molte persone per dire ma come aspettiamo vaccini per tante altre infezioni, sono anni, non sono mai usciti e qui invece nel giro di pochi mesi abbiamo il vaccino. L'abbiamo avuto perché sono stati veramente spesi e messi in campo tantissime risorse per la scoperta di questi vaccini e queste nuove piattaforme vaccinali, tra l'altro, saranno utili per la scoperta e per la messa a punto di vaccini in altre aree strategiche di malattie infettive, per quanto riguarda l'infezione da HIV. Siamo ancora lontani, però
diciamo che molti passi in avanti si stanno facendo proprio grazie anche ai progressi che abbiamo avuto per la ricerca della vaccinazione per il SARS-CoV-2. Professoressa Cattelan, senza saperlo lei ha risposto proprio a una signora che ha telefonato ieri, che ha fatto proprio questa domanda: ma com'è possibile che in pochissimo tempo sia arrivato questo vaccino e sia sicuro? Perciò penso che se questa signora è ancora in ascolto anche questa mattina, per la seconda volta, come aveva spiegato anche ieri il professor Crisanti e il professor D'Amato, ha capito perché questo vaccino è sicuro, perché è stato testato, hanno impiegato molti soldi, i ricercatori, gli scienziati hanno fatto squadra, hanno fatto rete e in poco tempo sono riusciti. Pensate, se arrivano soldi e se si mettono insieme, dove possono arrivare, ecco, queste figure importantissime. Abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire alla professoressa Cattelan che giustamente con i vaccini, nel 1500 i mercanti che venivano a Venezia, se non gli avevano lasciato passare una carta di sanità, li metteva sugli alzaretti 40 giorni, da Asia è nata la quarantena, e già era nel 1500, non parliamo di oggi che siamo con la chirurgia, con gli scienziati che studia, siamo in cielo. E allora cosa da capire? Si vede sta gente che non capisce niente, che ha la testa di legno come Pinocchio, che non vuole vaccinarsi. Quando chi viene in ospedale, chi dà il Covid, si mette da parte, se gli dice ti torni in casa tua e basta, fine, non ti avevi detto, ti torni in casa con la tua malattia, bevi una bella gasosa, ti vedrà che ti passa tutto. Ma in più bisogna cavare via tutte le persone che sono contro queste robe, perché non è possibile che un governo, va bene, della sanità, quindi della sanità, che se ha fa divulgare che la gente vada a farcelo, anche a loro i titubanti. Quando chi parla della sanità o di professori che ha studiato per fare i vaccini, gli fa il sorrisetto, gli fa ma perché? Perché anche a loro si contano, ma è ora, ma dove viviamo? Ma non ci ricordiamo che nel 50, nel 40, nasceva gobbi, storti e gropolosi, va bene, perché mi facevano i vaccini. E addirittura le famiglie non portava fuori neanche i putelli piccoli perché si vergognava. Dopo con l'antipoliomielite, tutte quelle robe che mi faceva, mi avevo fatto nel 48 il vaccino della poliomielite. E ora, adesso a 80-90 anni siamo ancora qua. Una volta a 50-60 moriva tutti, non vedere i medicinai, non vedere i studiosi che avevano le possibilità, non avevamo le tecniche che adesso. E ringraziare i dottori, i professori e tutti quelli che lavorano sulla medicina, per gli ospedali, dappertutto, va bene. Ma quello che fa per salvarne le pene e portarne a passare una vecchiaia, non quella roba, o storti vari guai, ma passare gli ultimi anni tranquilli. E ora, le cose che non avevo, non ti dà il cervello da pensare da solo, che se ti ha 80 anni, 90 e ti sei ancora qua, gli va a 90 anni, gli fa di tutto, gli fa sport, fa questo. Una volta a 50 anni, 60, adesso le robe assurde. Cara professoressa, buon lavoro e grazie per quello che ha fatto. Per tutti. Buongiorno. Grazie al nostro Rinaldo, abbiamo sentito il nostro Rinaldo, adesso saluto anche Flavio Gobbo, fondatore di Guida alle Sagre, perché anche la pandemia ha segato tantissimo, ecco, questa socializzazione, questo stare assieme. Ecco, cosa ci racconta Gobbo e soprattutto com'è la situazione? So tanti premi, tutti adesso che vogliono avere il punteggio, vogliono prendere il primo premio, però ci sono sagre e sagre. Si mangia bene, non si mangia bene, così e così, e voi date il punteggio. Prego Gobbo. Allora intanto sì, la pandemia, parlavamo, questi giorni stiamo girando le sagre per consegnare i vari premi. La pandemia comunque ha dato una bella ridimensionata ad alcune sagre, infatti il premio ai volontari che comunque si sono rimessi in gioco con tutte le varie normative e le difficoltà del caso per continuare queste tradizioni che sono importantissime e non credo che più di una sagra come aggregazione non ci sia.
Noi siamo del motto sempre meglio bruciare un paese che perdere una tradizione, e le sagre secondo noi è una tradizione che non deve andare persa. Stiamo girando tantissime proloco, tantissime associazioni che in questi giorni sono state premiate. Siamo venuti qua 2 mesi fa da te. Eccolo qua, l'ho portato che me l'aveva regalato Gobbo. Eravamo in pieno lavoro, in piene sagre, insomma, e siamo arrivati a un dunque. La tribuna ha già fatto vedere, insomma, la classifica. Le sagre che si sono distinte, possiamo dirlo, Mirella? Certo. Si sono distinte al Tivole, si è distinta la saga di Musano, di Caonada, di Selva, di Maser, di Nervesa. Sono state inoltre premiate con un grembiule che ci ha fatto un artista da Caerano, che ho qui, ci tengo a farlo vedere perché è un lavoro eccezionale. Apri. È un ragazzo, è Morris Spagnol da Caerano, che ha uno studio... Che è questa, il vostro simbolo. Che è uno studio d'arte. Vedete, sul Questo è il grembiule che noi abbiamo assegnato alle 3 migliori cucine che i nostri vari ascoltatori e chi ci segue sui social ci ha segnalato. Quindi è stata premiata la cucina di Santi Angeli, la cucina di Santa Maria e la cucina di Cavrie, che è qui vicino. E si sono distinte appunto essendo sagre più piccole rispetto alle sagre maggiori, non avendo l'intrattenimento delle giostre o di altre cose, si sono distinte appunto per la qualità, la tradizione e la bontà dei piatti, e quindi stiamo facendo un giro in questi giorni per dare i premi che si sono meritati, che moltissimi altri si meriterebbero, però il prossimo anno adesso vediamo di accontentare un po' tutti. No, chi se lo merita. Chi se lo merita. Chi si impegnerà a migliorare, e come stiamo dicendo rimanete aggiornati perché ci saranno molte novità, il prossimo anno cambieranno molte cose, ci sarà un nuovo gadget oltre a questo, ci saranno dei nuovi format, ci saranno dei video, ci saranno molte belle cose, insomma rimanete sintonizzati sul nostro sito che è www.guidalesagre.it per chi non lo conosce, lì potete iscrivervi, potete anche compilare. Prossimamente usciremo con un modulo da compilare dove ognuno può fare la propria recensione, perché il nostro obiettivo è che riusciamo a coprire più sagre possibili del territorio, e quindi più siamo meglio è. Perfetto, adesso sentiamo allora Sebastiano da Abano. Buongiorno signora Mirella, buongiorno. lei e ospite, buongiorno. Niente, io volevo parlare sul vaccino. Io sono del parere, come dice lei, bisogna ascoltare i medici. Però io perché devo ascoltare un medico che mi dice vaccinate e non devo ascoltare quello che mi può dire sì, il vaccino può essere pericoloso? Cioè quelli medici sono stati esclusi, nessuno poteva parlare di il vaccino può causare questi tipi di malattie. Io ho fatto 2 vaccini e li ho fatti purtroppo non perché sono stato bravo, ma perché sono stato ricappato dallo Stato, altrimenti io non potevo andare a lavorare, non perché sono stato bravo, perché sono stato costretto, e come me ci sono tanti italiani che non ci volevano vaccinare, però purtroppo per andare a lavorare dovevi essere vaccinato, ti dovevi fare tampone ogni 2 giorni, però ogni 2 giorni aveva un costo, 15 euro a tampone aveva un costo. Io perché mi devo, ora come ora, se loro metterebbero di nuovo per andare a lavorare bisognerebbe vaccinare, io preferirei stare a casa, perché signora Mirella, io da quando mi sono vaccinato, purtroppo devo dire la verità, ho sempre dei dolori, mentre prima non ce l'avevo. Da quando mi sono fatto il vaccino ho sempre dolore e sempre prudito. Quindi se ci vorrebbe uno Stato di dire, allora tu hai questi sintomi, tu vieni in ospedale, ti facciamo tutti gli esami e non paghi neanche un centesimo, neanche se il problema è che noi disfruttiamo che fate vaccino, ti tuteliamo per tutta la vita, ti diamo tutte le cure, tutte fino a che tu sarai bene come stavi prima. Perché io dico, ma perché devo ascoltare solo quelli che mi dicono vaccinatevi e basta? Poi io dico, come dice la dottoressa, dice che sono stati spesi tanti soldi, hanno fatto in un anno, hanno fatto questo vaccino. Ora io dico, tanta gente come me che sono obeso, magari per l'obesità muore anche di diabete, muore di obesità, come mai non riescono a fare un medicinale che riesce a bruciare i grassi, riesce a farci dimagrire un po', visto che comunque quando dicono fate la dieta, camminate,
battere la dieta non è facile per un obeso ha sempre problemi che deve mangiare. Quindi io dico, c'è una medicina che brucia i grassi? No, purtroppo c'è soltanto quelle punture che però naturalmente non lo fanno, perché lo devono fare soltanto a quelli che hanno il diabete, perché naturalmente uno che non ha il diabete non gli puoi fare la puntura del diabete. Per quale motivo? Perché abbassa parecchio la glicemia, quindi naturalmente se una non ha il diabete non puoi fare quella cosa. Ora io dico, c'è qualche medicina, alla dottoressa gli voglio dire, c'è qualche medicinale che aiuta a bruciare i grassi? Soltanto questo voglio. E se non c'è, perché non ci danno anche una mossa per fare tutte queste ricerche, per trovare questo medicinale, non soltanto per il Covid? Perché per il Covid vi ricordate quando hanno fatto vedere che bisognava essere sotto non so quanti gradi per il vaccino, e hanno fatto vedere questo camion che veniva trasportato dalle forze dell'ordine che dovevano mettere lì i vaccini, altrimenti non erano, dopo un po' sento chiaro, andavano Sebastiano, male. se no non riesci a risponderti. Ormai Buongiorno. abbiamo capito quello che volevi dire, per fortuna che è qua, dottoressa, perché ha capito le telefonate, quello che le ho detto ieri. Ecco, questa è una di quelle. Prego, professoressa. Allora, in primis io credo che tutti noi dobbiamo avere un importante senso civico, una responsabilità che va nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri. Vaccinarsi vuol dire proteggere noi, ma proteggere anche quelle persone molto più fragili che potrebbero contrarre l'infezione e che la contraggono molto più facilmente se intorno a loro ci sono tutta una serie di persone che non sono vaccinate e che quindi possono trasmettere l'infezione. È ovvio che una persona che lavora in una struttura pubblica, sia esso l'ospedale piuttosto che un ufficio dell'amministrazione, eccetera, ha anche un dovere, direi morale, fra virgolette, di proteggere non solo se stessa ma anche gli altri. E questo comunque dovrebbe andare al di là di ogni tipo di lavoro che uno fa e quant'altro, perché se lei ad esempio, non so, ha un figlio, dovesse avere una persona in casa oncologica o un bambino che ha una malattia oncoematologica con un'immunodepressione eccetera, vorrebbe che il suo figlio si trovasse nelle condizioni migliori per non acquisire alcune infezioni, e questo lo si può ottenere soltanto quando l'ambiente circostante lo aiuta a fare questo. Quindi proteggendolo dalle infezioni vuol dire vaccinarsi, vuol dire cercare di far circolare il meno possibile alcuni tipi di virus o di batteri, se ci sono anche vaccini appunto per le infezioni batteriche, e questo è un dato importante. Poi per quanto riguarda, parlava dell'obesità, dell'iperlipidemia eccetera, ci sono tantissimi lavori, studi in corso in questo ambito. Sicuramente l'importante è lo stile di vita, e questo si riallaccia un po' anche al senso civico e al senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere. Però, ripeto, io non sono una specialista in quel campo, ma per quanto io ne sappia so che veramente stanno facendo dei passi da gigante anche in quest'ambito, e ci stanno sempre uscendo nuove molecole che potranno dare risposte anche risolutive in questo campo. Teniamo presente che le risorse che abbiamo in ambito scientifico, cioè da occupare, da investire in ambito di ricerca scientifica, eccetera, arrivano dalle ditte farmaceutiche, diciamo così, perché se non esistessero tutti i farmaci di cui disponiamo oggi non li avremo a disposizione, ma anche ovviamente da investimenti statali, e se noi aiutiamo anche lo Stato a essere attenti e quindi a non ammalare quando possiamo stare bene, vuol dire che quelle risorse potranno essere occupate, potranno essere investite in ciò che è ricerca, per innovazione, per tutto ciò che ancora non abbiamo a disposizione. Molto chiaro, allora sentiamo la telefonata di Giusy, poi andiamo in pubblicità. Veloce Giusy, ciao. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Le faccio stessa domanda che ho fatto ieri ai tuoi ospiti che non mi hanno dato la risposta.
Dottoressa, ho fatto l'antitetanica nel 2016, cioè 8 anni fa, e il pneumococco il 2008, 16 anni fa. È da ripetere, sono da ripetere questi vaccini, oppure... Certo. La Allora, ringrazio per la risposta. Per quanto riguarda l'antitetanica, devo capire se lei ha già fatto un ciclo completo nel 2016 o se ha fatto soltanto una dose di vaccino. Se ha fatto solo una dose di vaccino, deve fare diciamo il ciclo completo. Se invece ha fatto già tutto il suo percorso vaccinale, basta, ed eventualmente solo in caso di ferite importanti che sono a rischio di acquisizione del tetano può fare un richiamo. Per quanto riguarda lo pneumococco, non mi ricordo quando mi ha detto che l'ha fatto, intorno al 2008 eccetera, è bene rifarlo perché quelli vanno fatti a distanza di 5-10 anni, poi bisogna capire che tipo di vaccino ha fatto, ma se lei va all'ufficio igiene pubblica le danno tutte le informazioni a riguardo, anche perché si tratta comunque di vaccini estremamente sicuri, che non danno complicazioni, non danno effetti collaterali, e quindi vada tranquilla. In effetti Giusy ti avevano risposto, specialmente il professor Crisanti, aveva parlato in generale, professoressa Cattelan, la Giusy, dicendo che bisogna vaccinarsi, bisogna fare anche i richiami. Era stato generale naturalmente, però ha fatto capire che se ti chiamano a fare i richiami, devi fare i richiami e devi farli naturalmente poi completi, ma te lo dicono loro perché ti danno le date con le scadenze, perciò uno non può dire non so, perché quando vai a farti anche la prima dose poi ti mettono per la seconda e per la terza, perché si funziona così. Comunque io la ringrazio professoressa, perché adesso andiamo in pubblicità, però Grazie. Poi torneremo e poi la lascio tranquillamente alle ore 10 ad andare via. Grazie professoressa, grazie Gobbo, adesso pubblicità. Siamo tornati con i nostri ospiti, Flavio Gobbo, fondatore Guida alle Sagre, abbiamo anche collegata dalla Padova la professoressa Anna Maria Cattelan, primario malattie infettive, agenzia ospedaliera Università di Padova, abbiamo collegato Leone da Tre Baseleghe, vai Leone! Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Allora sì, parlo dei vaccini, però quando uno va su internet c'è la guerra contro i vaccini. Io non riesco a capire questa cosa. Perché questi qua, facendo questa guerra così, influenzano molta gente a non vaccinarsi. Questo non so se si possa fare qualche cosa, perché veramente dicono delle cose indicibili sui vaccini. Hanno detto che il vaccino contro il Covid ti iniettano una tossina, che poi la tossina ti attacca a tutti gli organi e poi resti stecchito. Ma è incredibile questa cosa, non dovrebbero dire. Comunque qua io ho un articolo adesso di Focus. I vaccini contro l'Alzheimer, punto di domanda. Il vaccino trivalente contro tetano, difterite per tosse e quelli contro l'influenza, fuoco e Sant'Antonio, polmonite e pneumococco previsti per gli adulti in Italia e in altri paesi potrebbero proteggere anche dal morbo di Alzheimer. Il dato emerge dagli studi in corso all'Università del Texas, pubblicato sul Journal of Alzheimer's Disease. Ecco Mirella, però se tu vai nel web e tutti sono contro i vaccini, tutte queste scoperte non servono a niente. Ciao Mirella, grazie. Io spero invece Leone che tu ti sia vaccinato, che ti faccia vaccinare, spero di convincerti con questi ospiti illustri e competenti e non sul web. Ascolta più le persone competenti che leggere da solo sul web queste notizie che hai sentito anche ieri il professor Crisanti, il professor D'Amato cosa hanno detto. Bisogna capire veramente bene quando si legge da dove viene questa notizia. Professoressa Cattelan. Sì, sono assolutamente d'accordo, dice bene il telespettatore. Purtroppo tantissime sono le persone che leggono, che si disinformano, perché abbiamo detto che il web è utile, ma purtroppo dà anche tanti falsi messaggi. Io quasi tutti i giorni, se non quasi tutti i giorni, spessissimo mi scontro con persone che non si sono vaccinate, soprattutto quelle ad esempio che adesso abbiamo ricoverato
per l'influenza, forme gravi che hanno richiesto anche l'ingresso in terapia intensiva, che non erano vaccinate, e adesso però mi dicono: dottoressa, meno male che adesso ho capito la gravità della patologia, dal prossimo anno mi vaccino. E si tratta ovviamente di persone che noi seguiamo cronicamente perché sono fragili o perché hanno l'infezione da HIV o perché hanno altri tipi di malattie croniche, trapiantate o quant'altro. Per cui con questo voglio dire che cosa? Che anche persone che erano convinte perché avevano letto su internet, perché seguono tutta una serie di informazioni che sono disinformazioni, erano convinte che il vaccino facesse male, però poi hanno provato sulla propria pelle cosa vuol dire avere una forma grave di influenza, e speriamo che questo poi funga anche da tam tam per tanti altri. Professoressa Cattelan, un'altra cosa che vogliamo capire è che ci sono vari virus, come ha spiegato bene lei, non ci sono solo questi virus, questi sono quelli più noti, diciamo, alla popolazione, ma ce ne sono tantissimi altri, specialmente quella bambina, abbiamo visto ieri, 5 anni, che è morta da vari virus, e questo ha colpito molto. Sono così preoccupanti questi nuovi virus, questi virus che messi assieme veramente possono causare anche la morte di questa bambina che sembrava stesse benissimo, che non aveva nessun problema, e poi sta a voi capire. Cos'è che vi preoccupa di più, professoressa Cattelan, in particolare lei, cos'è che la preoccupa in questo momento? Le dirò che i virus parenti del virus influenzale sono sempre esistiti. Noi quando abbiamo la classica sindrome del mal di testa, la febbre, la tosse, il naso che cola, eccetera, eccetera, diciamo ho una sindrome influenzale o simili influenzali. In realtà non abbiamo solo i virus influenzali, ma abbiamo i virus parainfluenzali, che ce ne sono 3, abbiamo gli adenovirus, abbiamo i rinovirus, abbiamo i metapneumovirus, abbiamo il virus respiratorio sinciziale, che è causa di bronchioliti soprattutto nei bambini piccoli e può essere veramente anche causa di molte complicazioni e anche essere mortali in alcuni casi. Per cui abbiamo tutto questo corteo di altri virus, diciamo così, respiratori, che possono peggiorare uno stato del magari già compromesso da un altro virus, che in questo caso è il virus dell'influenza, oppure può essere il virus Covid, cioè incontrano una persona che è già fragile per un'altra infezione e quindi a loro volta hanno questo effetto sinergico e vanno a peggiorare la situazione clinica complessiva. Molto chiara e la ringrazio. Un'altra cosa, professoressa, abbiamo parlato di sagre, un periodo anche adesso che non è proprio da stare così sereni e tranquilli quando c'è un raggruppamento di tantissime persone al ristorante, nelle chiese. Ecco, lei cosa consiglia, professoressa, in questo momento? Perché si fa fatica a vedere persone con la mascherina, anche in ambienti dove, a mio avviso, sarebbe utile metterla. Prego. Vede, se tutti fossimo vaccinati non staremmo neanche a pensare, a parlare di questo problema, perché ovviamente la circolazione di questi virus sarebbe notevolmente ridotta. In ogni caso io penso che le persone cosiddette fragili, che hanno quindi qualche malattia sottostante o che sono immunodepresse per qualche causa, probabilmente in luoghi affollati oppure in luoghi chiusi dove si sta per parecchie ore, eccetera, probabilmente vale la pena utilizzare la mascherina, quindi la protezione, tenendo presente anche l'importanza dell'igiene delle mani, quindi del lavaggio delle mani con la soluzione idroalcolica, cioè più misure mettiamo in campo per le persone che devono maggiormente difendersi, meno avremo complicazioni da queste malattie. Naturalmente questi sono consigli che danno questi addetti ai lavori molto competenti, dovete ascoltare, non sentire, ascoltare, perché sono consigli utili per la vostra salute, cioè queste persone lavorano per farvi star bene, non per farvi sta male. Ecco, io veramente mi preoccupo di Sebastiano, perché Sebastiano con l'obesità che ha, che l'ha detta lui, ancora cerca di sentire quei medici che dicono no al vaccino ed è arrabbiato tantissimo perché è stato costretto
costretto a farsi i vaccini. Io dico fortunatamente che ti sei vaccinato, anche perché lavorando, facendo il cuoco in un ristorante, sai, io avrei piacere quando entro su un ristorante, visto che la libertà di uno finisce quando inizia quella dell'altro, di essere sicura che in quel ristorante di non trovarmi delle sorprese. Ecco, questo è un mio pensiero. Allora, come ci saluti? Prego. Se posso dire un'ultima cosa, l'obesità è uno dei fattori di rischio principali per lo sviluppo delle complicanze dell'infezione da SARS-CoV-2. Quindi il Covid, e noi l'abbiamo visto in questi anni, ha veramente un andamento evolutivo importante nelle persone obese, per cui a maggior ragione queste persone devono vaccinarsi. Come ci saluta professoressa Cattelan? So che ci deve lasciare, la lascio al suo lavoro, anzi la ringrazio veramente di essere presente, e perché io dico sempre che con la trasmissione che faccio andiamo a scuola, ecco, voi siete i professori, noi siamo veramente gli studenti che ascoltiamo, e dobbiamo ascoltare bene soprattutto, e anche prendere nota di quello che dite. Prego. Niente, intanto vi ringrazio, mi pare insomma che sia stata anche un momento di discussione e di condivisione molto, molto importante. Spero che il messaggio della vaccinazione si diffonda ulteriormente, perché credo che questo sia il punto fondamentale sul quale noi dobbiamo insistere. Vaccinarsi fa bene a noi stessi e fa bene a quelli che ci stanno vicino, e se ci teniamo ai nostri familiari, ai nostri amici, ai nostri anziani, eccetera, questo è un regalo importante che possiamo fare. Grazie veramente alla professoressa Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive all'azienda ospedaliera Università di Padova, per averci spiegato ancora una volta l'importanza della vaccinazione. Buon lavoro professoressa, ancora grazie. Allora adesso andiamo a vedere le foto e arrivederci. Grazie professoressa, le foto delle sagre, andiamo a vedere le foto, perché dobbiamo anche sorridere, dobbiamo anche capire che con qualche accorgimento, come dice la professoressa Cattelan, forse possiamo fare tutto lo stesso. Però dobbiamo rispettare tutti quanti il prossimo, ecco, nel bene e nel male. Allora qui vediamo appunto il simbolo, eccolo qua, prego, commentiamo le foto. Allora Gobbo. Questo è il gadget che noi lasciamo ad ogni evento in cui andiamo, quindi è un attestato di presenza che siamo stati lì, che consegniamo dopo aver consumato il pasto, dopo essere stati lì, quindi noi lasciamo questo gadget che attesta il nostro passaggio, siamo stati lì, o chi per noi, perché se fisicamente noi non possiamo, abbiamo comunque molti altri che per noi vanno a questi eventi, e lo lasciamo ai vari ragazzi che, come vediamo nelle foto, si divertono, poi ci mandano la foto, noi gliela postiamo, la alleghiamo presso la loro recensione. Qui in questa foto invece è stata una cena di tutte le Proloco, di un consorzio delle Proloco di Asolo, di Montebelluna, vari Proloco, in una serata in cui ci siamo confrontati anche per il futuro, anche su un tema importante che è la realizzazione delle sagre, e quindi la varia burocrazia che in questi anni è diventata veramente un nodo molto importante per chi organizza un evento, non solo post-Covid, ma anche per vari motivi che in questi anni stanno restringendo sempre di più. Insomma, chi fa le sagre deve un po' adattarsi a tutte le varie normative che sono sempre di più, perché non dimentichiamo che comunque le sagre sono un introito per il paese non indifferente, perché noi che stiamo girando vediamo anche quanto una sagra con il ricavato fa per il paese, opere parrocchiali, abbiamo visto sagre che hanno completato centri frazionali che prima non si poteva perché non c'era disponibilità economica, abbiamo visto sagre che hanno fatto il campetto di calcio dietro la chiesa, hanno sistemato i fari, hanno fatto, insomma, ci sono delle sagre che veramente per il paese sono una manna dal cielo, possiamo dire, perché danno un grosso aiuto economico e realizzano per il paese. Ma c'è trasparenza sui numeri e sugli incassi che vengono fatti, entrate e uscite? Allora sì, c'è trasparenza nelle sagre, essendo gestita da voi controllate di mangiare bene tutto, noi siamo anche curiosi perché la trasparenza giustamente è doverosa. Ma guarda, noi delle sagre abbiamo addirittura chiesto, quando abbiamo pagato il parcheggio, che per noi poteva essere anche una cosa, pagare un parcheggio su un campo un po' anomala, a chi sarebbe andato quel famoso euro, quell'euro 50? Cioè fate queste domande? Noi facciamo queste domande e ci rispondono, ci dicono, chi ci dice facciamo beneficenza, chi invece dice dobbiamo pagare l'affitto del terreno, però comunque noi stiamo attenti a tutto, soprattutto in questo periodo che
la beneficenza sai meglio di me, che è Sì, un tasto, appunto. No, è un tasto siccome la pericoloso. trasparenza ce l'abbiamo pochissimo in questo paese, sarebbe utile capire ho incassato tot e ho speso tot, visto che sono sagre che riguardano proprio la comunità. Sì, guarda, ci sono sagre che hanno proprio il giornalino con l'incasso, hanno l'incasso, mi viene in mente adesso così su due piedi San Gaetano, che è una sagra che ha un grosso introito, e sul giornalino viene esattamente scritta la cifra del guadagno della sagra, cosa verrà fatto con quella cifra, a chi andranno opere parrocchiali, opere del paese, e quindi no, sulle sagre diciamo che le sagre... Ma è importante quello che sta dicendo Robbo. No, sulle sagre non ci sono dubbi su ricavato, insomma... Entrate e uscite. Entrate e uscite è abbastanza trasparente, insomma. Pubblicità. Flavio Gobbo è rimasto con noi, fondatore di Guida alle Sagre, perché vuole assolutamente interloquire, visto che cominciano ad arrivare i senatori onorevoli. Abbiamo collegato da Roma il senatore e l'avvocato Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia. Grazie veramente, senatore, di essere qui con noi. Siamo molto lieti perché vi vediamo poco, vi sentiamo poco. Allora, quando voi partecipate a queste trasmissioni, noi siamo felicissimi. Perché così noi, anche noi. Ci raccontate cosa sta succedendo a Roma, quali sono le cose che vi preoccupano, cosa avete deciso di fare nel 2024 e poi senatore anche la domanda che Flavio Gobbo, che è fondatore di Guida alle Sagre, che vuole fare merito alla burocrazia. Anch'io sono senatore perché non ne possiamo veramente più, senatore non ne possiamo più, glielo diciamo veramente. Prego senatore Zanettin, ci racconti un po' l'aria di Roma. In questi giorni credo che i giornali sono pieni delle battaglie che stiamo facendo, io in particolare perché proprio mi occupo di quella materia, sulla giustizia, sulla riforma della giustizia. Una riforma della giustizia che noi vogliamo più vicina ai cittadini, in cui lo Stato e quello che sono le procure siano più rispettose dei diritti dei soggetti, dei cittadini e quindi siamo partiti e credo che questo possa essere il punto anche di una discussione con i nostri ospiti, con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, che era un reato che spaventava e paralizzava l'attività dei nostri sindaci e io oggi ho visto con grande piacere che anche sindaci del PD, ho visto anche sui giornali la presa di posizione di Achille Variati, ex sindaco di Vicenza ed europarlamentare del PD, il quale dissociandosi dalle posizioni del partito nazionale dice che abbiamo fatto bene e quindi noi andiamo avanti su questa strada proprio per cercare di arrivare a una giustizia meno invasiva e più attenta ai diritti individuali dei cittadini. Io sono un garantista, sono un avvocato e su questi temi ho impostato gran parte della mia carriera politica, del mio impegno politico. Allora sentiamo anche che si è collegata da Roma anche lei l'onorevole Rachele Scarpa, deputata invece del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, grazie di essere qui anche lei questa mattina a Sveglia Veneti. Vi ringrazio veramente perché abbiamo bisogno di sentirvi, perché siamo in stato confusionale completo. Tanto è vero che abbiamo appena sentito il senatore Zanettin di Forza Italia che si è complimentato con l'onorevole Variati per l'abuso d'ufficio che è stato eliminato. Onorevole, cosa ci dice? Pensate a casa adesso quanti penseranno ma cosa sta succedendo a Roma? L'aria di Roma cosa comporta, onorevole? Innanzitutto buongiorno e grazie Mirella, ma volevo rispondere sull'abuso d'ufficio. Diciamo, io ho una posizione un po' diversa da quella del senatore. Io penso che l'abolizione dell'abuso d'ufficio sia una risposta sbagliata a una domanda giusta. Cioè come tuteliamo i sindaci dall'eccesso che spesso c'è stato anche di imputazioni e di problemi che vengono dall'avere una responsabilità e una carica istituzionale senza però far sì e lasciare più spazio a illeciti che talvolta ci sono e ci sono stati.
Guardi, in questo senso secondo me l'abolizione non è la risposta giusta, anche perché già nella riforma Cartabia si era fortemente ridimensionato l'abuso d'ufficio, quindi penso che sia in realtà una spinta non così corretta questa che viene dalla maggioranza. Per il resto a Roma sento un po' di eco. Sì, c'è un rientro, riproviamo, prego onorevole. No, per il resto comunque adesso abbiamo ricominciato a Roma. Per il resto la nostra proposta della giustizia è quella di riformare il testo unico degli enti locali e andare verso una soluzione più equilibrata. Poi i lavori sono appena ricominciati, adesso speriamo che la maggioranza possa lasciare un po' più di spazio, diciamo, alla dialettica tra maggioranza e opposizione, perché nell'anno che abbiamo appena chiuso, non solo con la legge di bilancio, ma anche con tutti gli altri provvedimenti che abbiamo votato per la stragrande maggioranza con la fiducia, c'è stato molto poco spazio per il dialogo e per la costruzione di proposte condivise. Si è andati avanti a colpi di maggioranza, che insomma è un modo in cui si possono fare le cose, ma sicuramente non è il modo migliore per il nostro paese. Ecco. Allora, io quasi tutte le mattine leggo la Costituzione italiana, perché trovo molto importante e penso che qualche politico o politicante come conforme chi è, perché non tutti sono politici, abbiamo tanti anche politicanti, magari non la conoscono neanche. E l'articolo 54, senatore Zanettin, poi lo chiedo anche all'onorevole Scarpa, dice questo: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Senatore Zanettin, non le sembra che molti politici, non tutti perché ce ne sono di bravi, per l'amor di Dio non si può sparare nel mucchio, però quando entrano in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, la prima parola e il primo comportamento dovrebbe essere l'etica? Pensate noi a casa che vediamo certi comportamenti, certi linguaggi, ecco, il rispetto che ci dovrebbe essere in politica, indipendentemente che uno sia di centrodestra, centrosinistra, ma proprio il rispetto delle persone, perché noi vi abbiamo delegato, parlo in generale adesso senatore, abbiamo delegato, siete pagati per fare questo e mi sembra che siate pagati anche molto bene, però quello che vediamo non è che ci viene tanta voglia poi di andare al voto, tanto è vero che c'è un astensionismo, senatore, che fa veramente paura, specialmente da parte dei giovani, che sono forse più sensibili e attenti di quello che pensiamo. Lei è anche un avvocato, ma perché non puoi farti le tue ragioni senza andare in escandescenza, senza fare gesti inconsulti, senza usare certe terminologie? Guardi che nella mia trasmissione guai chi si permette a offendere l'ospite che ho, non me ne può fregare di meno. Tu puoi dire quello che vuoi, anche non essere d'accordo, però nella forma giusta, perché sennò io tolgo la parola. Non c'è niente, il rispetto della persona. Lei è anche avvocato, basta, avvocato glielo dica lei che è venuto a Sveglia Veneti e che il popolo di Sveglia Veneti non vuole vedere questi atteggiamenti. Prego, senatore. Guardi, lei con me sfonda una porta aperta. Io per cultura personale, per educazione, mi rifaccio agli esempi che magari in una certa fase della nostra storia sono stati vituperati di quelli che sono gli esponenti politici della Prima Repubblica, che certamente quei comportamenti che lei ha ben denunciati nel suo intervento non assumevano. Va detto che però in questo, secondo me, su questo alzare dei toni abbia inciso un po' anche i media, perché ormai è ben chiaro che se tu alzi la voce, strepiti, finisci sui video di tutte le principali catene televisive piuttosto che mediatiche. Se tu fai bene il tuo lavoro, come credo di farlo io, sei alla quinta legislatura e ti conoscono ben pochi. Ecco, cioè nel senso che purtroppo la mediaticità ha fatto sì che per come dire, diventare famosi
per avere tanti voti, per avere un'immagine sui social e sulle TV, devi assumere a comportamenti un po' estemporanei. Poi aggiungo un altro tema che spesso da parte dei cittadini non è colto fino in fondo. Il Parlamento non è altro che lo specchio del Paese. Io dico sempre, così come nel Paese ci sono persone per bene, educate, ci sono altre invece maleducate, aggressive, esasperate, e nel Parlamento vengono in modo proporzionalmente rappresentati tutti. Non dobbiamo stupirci che in Parlamento ci siano persone che rubano, perché questo è anche se non ci piace, ecco, noi siamo tutti stati educati forse chi ha fatto il liceo classico come me, all'idea platonica che nel governo del paese o del governo della polis ci debbano essere o gli aristoi, i migliori. In realtà la democrazia fa sì che invece siano rappresentati tutti, e una quota anche di persone, come dire, criticabili nei comportamenti c'è, e purtroppo dobbiamo farcene una ragione. Però mi scusi senatore, noi vorremmo anche capire, visto che le segreterie sono i capitani, grazie mio capitano di avermi messo in quel listino bloccato, grazie mio capitano, anche se so di non meritarlo, ma siccome facevo parte del cerchio magico ci sono arrivato, perché tanto noi abbiamo i listini bloccati e quello dobbiamo votare, se non andiamo a votare guai, se andiamo a votare abbiamo il listino bloccato, anche se tutti dicono che vogliono cambiare la legge elettorale e magari di darci le preferenze, che saremmo molto felici. Però io dico, possibile che una segreteria non potrebbe dire guarda che se tu ti comporti in non maniera etica io ti tolgo immediatamente, vieni espulso dal partito. Io vorrei vedere se la segreteria dicesse questo ai rappresentanti, perché lei ha detto giustamente, bene, c'è il popolo, certo che c'è il popolo, però questo popolo non è pagato come è pagato il popolo normale, è strapagato per fare delle cose utili per la comunità italiana, per tutta la comunità italiana, perché noi deleghiamo e pensiamo di delegare delle persone che dovrebbero avere un certo comportamento. Ma se continuamente le segreterie tollerano tutto e questi possono fare quello che vogliono, poi hanno creato il gruppo misto, perciò io eletto una persona, poi me la ritrovo non so dove, non so come, sempre pagata e non si sa il perché. Capisce che queste cose che succedono continuamente, sempre di più, disturbano il pensionato che deve vivere con 500 euro, disturbano l'operaio che ha ancora 1200 euro e se ha un aumento di 20-50 euro, per fortuna adesso è arrivato qualcosa, fino adesso non è arrivato mai niente. Cioè noi siamo disturbati anche dal comportamento, ci manda veramente, diamo i numeri senatore, ma lei è anche avvocato, ma le sembra corretto questo avvocato? Mi dica la verità, lei è una persona per bene, si vede, e se no non l'avrei neanche invitata, glielo dico sinceramente, perché voglio persone... Grazie. No, perché è così, bisogna dire quello che è. Però io sono stanca di sentire e di ricevere messaggi e telefonate e dire ma perché? Ma cosa pensano di fare? Ma dove vivono? Ma pensano proprio che il mondo giri come giri a loro? Prego avvocato, poi sentiamo anche Rachele Scarpa. No, io volevo dire che per esempio proprio in questi giorni c'è stato un esempio che in parte contraddice quello che lei ha detto, nel senso che c'è stato un deputato che si è presentato a una festa di Capodanno con una pistola e poi è partito un colpo. E mi pare che... scusa, sa avvocato. È una cosa gravissima. No, avvocato, no, scusa. Se non facevano neppure questo, veramente eravamo che noi ci sparavamo con una pistola e adesso compriamo le pistole che si sparano da sole. Lo sa che ci sono, avvocato, che sparano da sole le pistolette grandi? Io non lo so perché non ho il porto d'armi. Non ho il porto d'armi e avrei paura di portare una pistola proprio perché magari mi scappa il colpo e ferisco qualcuno o faccio del male a qualcuno. Quindi da quel punto di vista lì io dico però molto spesso queste persone, compreso l'onorevole Pozzolo, hanno tanti voti, cioè hanno tanti voti quando si presentano alle elezioni proprio perché magari sono esuberanti, alzano la voce, sui social sono molto attivi, hanno consenso, e quindi la politica è soprattutto consenso.
Questo volevo dire nel mio intervento precedente. E non è vero, io sono alla 5ª legislatura, le dico, e quindi sono un veterano del Parlamento, però nessuna volta io sono stato nel listino bloccato, sono sempre stato in quelle parti del listino in cui la mia elezione dipendeva da quelle frazioni di virgole, di percentuali, di algoritmi, e tutte le volte io ho fatto la campagna elettorale con lo stesso metodo che utilizzavo quando ero candidato in Consiglio Comunale, avevo le preferenze, quando sono stato candidato in Consiglio Provinciale dovevo competere con i collegi provinciali, quando sono stato candidato in Consiglio Regionale avevo le preferenze. Quindi è un po' facile dire siete tutti nei listini bloccati, non è vero, esiste una parte percentuale che hanno il privilegio. Sì, ma capisce, avvocato, che non siamo così, che non comprendiamo la verità. È vero quello che dice lei, però è anche vero che fate parte di un partito importante e se i voti vengono dirottati perché, come dice lei, quella persona fa parte di un gruppo che io ci credo, i voti arrivano, di sicuro. Sì, però, non è vero, avvocato, mi scusi, che non arrivano i voti se lei grida, urla, perché vede invece che le persone premiano anche le persone pacate che non urlano, anzi stanno cercando proprio di colpire profondamente quelli che urlano, e vedrete le prossime elezioni. Onorevole Scarpa, come commenta le parole del senatore Zanettin, ma anche di come ho commentato? Prego, onorevole. Guardi, mi volevo agganciare proprio a una cosa che ha detto lei, Mirella, perché l'avrei detta anch'io, ma anche citando l'esempio dell'onorevole Pozzolo. L'onorevole Pozzolo, che si è presentato con una pistola a una festa di Capodanno, è stato sospeso dal suo partito, ma non si è mica dimesso dalla sua carica in Parlamento, Cioè, c'è una bella differenza ed è una posizione molto una punizione molto lieve per quanto mi riguarda rispetto a quello che è successo, aggravata poi da, mi permetto di dire, una maggioranza che fino a qualche giorno prima stava presentando proposte di legge per modificare le norme della caccia in modo da poter mettere i fucili in mano ai sedicenni. Allora, non è che è solo la responsabilità del singolo o la responsabilità del partito che deve prendere provvedimenti, c'è anche un po' un clima in generale che legittima alcuni comportamenti che sono sbagliati, ma non è mica l'unico, Pozzolo, perché c'è una bella lista, c'è il ministro Lollobrigida che si ferma ai treni ad personam, c'è Daniela Santanchè che mente in Senato su quanto paga o non paga i suoi dipendenti, ma resta tranquillamente al suo posto. C'è il ministro Sangiuliano che finge di aver letto i libri che doveva giudicare al premio Strega. C'è Del Mastro delle Vedove che durante la cosa di Pozzolo era a buttare l'immondizia senza la sua scorta, guarda caso, e che consegna carte segrete ai suoi coinquilini. Cioè, non è solo una questione di singoli e di problemi con i singoli che però hanno consenso e quindi sono legittimati, è un problema anche tutto nella maggioranza di scadenza della classe politica, cioè di proprio mancata cultura istituzionale per quanto mi riguarda. Poi il fatto dei listini bloccati, io sono d'accordo con lei, lo cambierei, io vorrei le preferenze, e io stessa che ero capolista del proporzionale, quindi diciamo proprio nella posizione principale del listino bloccato, penso di esserci arrivata perché ero candidata alle elezioni regionali e ho preso tante preferenze. Però riconosco che non è così che si misura la rappresentatività di una persona. Meno male che l'ha detto, perché è vero questo, cioè non è così che si misura, diciamo la verità, non è così che si misura. No, cioè io mi sento di aver diciamo provato il mio consenso di più alle elezioni regionali del 2020, quando ho preso 4.700 preferenze che successivamente ovviamente, ma di questo ne siamo molto consapevoli ed è una cosa che ci accomuna tutti quanti a noi che siamo in Parlamento, però questo secondo me non ci esime da una riflessione che dovrebbe essere un po' più di sistema sulla qualità della classe politica, perché non è vero che basta il consenso per stare in Parlamento, secondo me bisognerebbe anche saper dimostrare una certa coscienza del posto in cui si sta. Sia nel competenza soprattutto del ruolo che ricopri o che dai a ricoprire. Abbiamo Livio da Padova, se non mi cade la linea, vai Livio. Mirella, ciao, e un saluto ai tuoi ospiti e ai cosiddetti onorevoli. Dunque,
io sento parlare di queste preferenze. Certo, sarebbe una bella cosa che questo progetto andasse in porto, però coloro che danno le preferenze a queste persone dovrebbero pretendere che essi si impegnassero a fare a seguire un determinato programma dei cittadini a cui hanno la preferenza, un programma sottoscritto però non solo a parole, un programma convincente, perché se non c'è questo possono dire tante cose quelli che prendono le preferenze, ma dopo non le mantengono. Bisognerebbe un programma scritto, firmato, io mi impegno o farò il possibile per fare questo o quell'altro, eccetera, e darò conto giorno per giorno di quello che ho fatto e di quello che intendo fare. Ecco, questa sarebbe una cosa molto seria e molto utile. Grazie. Allora sentiamo il senatore Zanetti e poi l'onorevole Scarpa in merito alle telefonate di Livio, perché è giusto rispondere al popolo quando siete qui. Il popolo chiede e voi rispondete. Prego. Allora, su questo io ho una posizione che so forse può essere impopolare. Io sono uno di quelli che ha sempre criticato le preferenze per quanto riguarda un sistema elettorale, soprattutto nelle elezioni politiche e ancora di più nelle elezioni europee, e lo spiego subito. In questo tipo di elezioni, che sono diverse dalle regionali piuttosto le provinciali quando c'erano e piuttosto le comunali, i collegi elettorali sono molto grandi, addirittura enormi. Io ho 4 province, addirittura se ci si cambia le elezioni europee ci sono addirittura 4 regioni. Allora, in questi casi, per prendere le preferenze occorre una barca di soldi. Sul costo della politica è crollata la Prima Repubblica, e prendere i soldi vuol dire spesso accettare patti poco commendevoli con corporazioni. Io ho la fortuna fino adesso di essermi sempre pagato tutte le campagne elettorali da sole, e perché questo mi era consentito perché avevo delle circoscrizioni più limitate, oppure avevo una collocazione nella lista che mi metteva in un certo tipo di competizione, ripeto, rendendomi possibile l'elezione, anche se, come dicevo prima, in modo non scontato, è frutto di una competizione interna. Lei, Mirella, prima citava l'articolo 54 della Costituzione e lei ha fatto bene quello della disciplina e onore. Io le cito l'articolo 67 della Costituzione per rispondere sia in parte a lei sia a colui che ci ha chiamato. Livio. A Livio. L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che chi è eletto in Parlamento agisce senza vincolo di mandato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non può essere obbligato, come diceva lei, o come qualcuno anche ritiene, a dimettersi se entra in contrasto con la sua maggioranza che l'ha eletto, con i suoi elettori, e può andare, ripeto, al gruppo misto, perché lui deve essere libero, sulla base della propria coscienza, si spera, non del portafoglio piuttosto che di utilità personali, di agire e votare secondo quello che è a suo giudizio in quel momento il migliore interesse del Paese. È una norma che è stata posta a tutela. È caduto. Quando spiegano le norme cade. Allora abbiamo Franco da San Donà. Vai Franco. Buongiorno signora. Buongiorno. A lei e ai telespettatori. Al senatore vorrei porre una domanda. Prego. In merito agli sfratti e la notifica che deve fare l'ufficiale giudiziario alla gente sfrattata. Ci sono molti furbetti che non si fanno trovare a casa, in altri termini la notifica passa 6, 7 mesi, 8 mesi prima che venga praticamente notificato. Ma scusate un attimo, l'ufficiale giudiziario al posto di andare dall'inquilino non può mettere notificare lo sfratto sull'albero pretorio, perché c'è l'obbligo di consegnarlo
allo sfrattato. Perché le notifiche devono essere assolutamente fatte all'intestatario e non possono essere, dal momento che è un atto pubblico, messo sull'albero pretorio o notificate eventualmente al difensore? Perché non cambiate la legge? Non è possibile che per avere uno sfratto, per rientrare in possesso del bene, passano anni e in questa maniera i furbetti te la fanno franca. Ma scusate un attimo, ci vuole poco. Basta fare una legge dove si dice che la notifica va fatta comunque, messa nell'albero pretorio e chi è notificato non può opporre il fatto che non gli viene notificata e avete risolto il problema. Molto chiaro Franco, sentiamo il senatore che risponde, visto che è anche un avvocato alla richiesta di Franco da San Donà. Prego senatore. Microfono senatore. Vediamo qui perché non c'è il microfono. Ecco, adesso sì. Adesso si sente? Sì, adesso però è sparito. Mamma mia, vediamo qui che cosa c'è. Allora, questo vedete qui, la tecnologia quando la Mirella lo dice, vedete? Eccolo qua. Ecco senatore. Non sono tanto bravo con la tecnologia. Abbiamo visto, ma non si preoccupi senatori, lo sappiamo in parte. Senta una cosa, no, dico che intanto lo sfratto è un atto abbastanza delicato dal punto di vista umano, nel senso che il debitore, l'inquilino, evidentemente non può trovarsi in un sistema, come dire, equilibrato di rapporti umani sulla strada immediatamente, quindi deve avere una cognizione piena ed effettiva del fatto che c'è uno sfratto in corso e che rischia appunto di trovarsi coi mobili per strada. Quindi la legge prevede che l'ufficiale giudiziario, il primo tentativo e anche il secondo, debba cercare fisicamente lo sfrattato per consegnargli a mani lo sfratto esecutivo. Quando questo non è possibile, l'ufficiale giudiziario ha fatto 1 o 2 accessi che sono stati vani, può depositare l'atto nella casa comunale, non l'Albo Petrolio, ma nel comune di residenza. In quel caso spedire anche deve lasciare poi un avviso nella buca delle lettere e poi spedire ulteriormente una raccomandata. Quindi non è vero che non si può fare e non si può eseguire lo sfratto. Devono essere attuate delle cautele particolari, poi bisogna vedere sempre, perché bisogna capire le motivazioni dello sfratto. Se lo sfratto è per morosità, e allora quello è più veloce, anche se non velocissimo, per i motivi di tutela sociale a cui facevo cenno prima, e invece offrire lo sfratto per finita locazione, in quel caso è molto complicato ottenere effettivamente l'esecuzione dello sfratto. Però senatore, non le sembra che sia tutto troppo complicato per questo povero cittadino? Perché voi siete a Roma, siete lontani, facciamo fatica a parlare con voi, facciamo fatica, parlo in generale naturalmente, il senatore non è che voglia colpire gli ospiti presenti, però c'è questa lontananza che preoccupa perché non abbiamo punti di riferimento. L'unico punto di riferimento che è rimasto al cittadino è il sindaco. È il sindaco, è quel posto dove continuano a bussare, ma questi sindaci che hanno una coperta corta incredibile rispetto alle richieste che hanno del territorio, sono poco ascoltati, ma lo dicono loro quando li ospiti, perché li ospito tutti, senatore. Qua mi rivolgo anche all'onorevole Scarpa. Onorevole, queste donne che veramente non riescono più a capire cosa sta succedendo, che devono ancora lasciare la casa con i loro bambini e lasciare il marito che l'ha picchiata, che ne ha fatto di tutti i colori in casa, tranquilli, e loro andare in comunità con dei traumi pazzeschi. Non c'è punto di riferimento, non sappiamo più, i consultori sono stati eliminati quasi tutti, ce ne sono pochissimi, gli anziani con una solitudine pazzesca con 500 euro non sanno più che gridare e poi vogliono fare lo speed. Avete sentito anche l'avvocato, pensate, anche lui ha problemi con questa nuova tecnologia, pensate i diversamente giovani con i quali io mi confronto
pronto sempre, però questi vi hanno chiesto la laurea della terza età perché funziona così. Ma onorevole, non le sembra che dovete battere voi donne, soprattutto voi donne in questo momento dove abbiamo gli occhi puntati veramente di tante donne che non ce la fanno più con questo codice rosso che non riusciamo a capire ancora i pro, ma molti contro ancora. Ecco, cosa ci dice, onorevole? Aspetti, perché c'è una donna al telefono, onorevole, c'è Angela. Vai Angela. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, io voglio cara. dire, signore, è inutile che stiamo qui a sgolarci. Loro sono a Roma, se ne fregano di noi. L'importante è che prendano quella poltrona, che se la tengono bene stretta. Vanno che sono dei morti di fame, dopo un mese diventano stramiliardari e vuole che si preoccupa di noi che ne prendiamo 500 euro al mese? Ha sentito che cosa ha detto là l'onorevole? Ha parlato di questo, di quello, di quello, di quell'altro, ma di cose concrete, di che cosa ha parlato? Di che cosa parlano? Non parlano di niente, stanno lì a scannarsi tra di loro, a offendersi tra di loro e intanto a fine mese prendono quei bei soldoni da 20.000 euro al mese. Ma che ce ne fregano a loro di noi? Ormai l'Italia sta andando in sfaccello. Non c'è più niente da fare. C'è una che dice: io non sono più onorevole, ma sono senatrice. Ma che cosa vuol dire ignorante? Allora quando offendiamo non è che offendiamo, diamo degli ignoranti perché veramente si presentano come persone ignoranti. Capisce dove? Beh, ignoranti vuol dire che non conoscono, Angela, non è che offendi dire una persona ignora, cioè non è mica che vuoi dare degli ignoranti. Ma ci stiamo facendo veramente? Non sono più onorevole, sono senatrice, con quelle facce da bronzo che si presentano. Grazie Angela, abbiamo sentito il popolo, dovete ascoltare il popolo, mi fa piacere onorevole che sia qui perché meritano delle risposte, sono arrabbiati ma perché sono stanchi di non essere ascoltati. Prego onorevole. Sì. Poi posso dire anche un po' di accuse non così fondate. Io comunque prendevo 500 euro al mese prima di essere eletta in Parlamento, ma a parte questo... Adesso ci dice cosa prende finalmente onorevole, perché nessuno ci dice mai la verità. Cosa prende un onorevole? Lo stipendio dei parlamentari varia ogni mese perché è in base a una serie. L'ultimo mese cosa ha preso? Diciamolo onorevole. 8.000 euro l'ultimo mese. Quanto? Sono tanti soldi. 8.000. Grazie di averlo detto onorevole, perché veramente nessuno vuole dirlo. Andate su internet, no, 8.000 euro puliti, vero onorevole? Sì, cioè no, perché ci dicono sempre lordo, netto, non capiamo mai niente, 8.000. Perfetto, sì, prego onorevole. Volevo parlare delle cose concrete che abbiamo fatto, poi anche sottolineando che io sono una donna in opposizione, quindi come dicevo all'inizio non ci fanno passare niente, mi dispiace ma non c'è un dialogo tra maggioranza e minoranza per cui ci viene lasciato qualche spazio per approvare qualche proposta nostra, questa cosa non succede, però vi dico un po' la cosa concreta che abbiamo fatto soprattutto sulla violenza sulle donne, perché dopo il caso di Giulia Cecchettin tutti sono stati molto scossi. E allora si è deciso anche nel decreto femminicidi che doveva aggiornare il codice rosso e accelerarne brevemente i tempi, si era deciso di appunto potenziare le misure di prevenzione secondaria, che vuol dire quelle che dalla violenza dovrebbero impedire che si arrivi al femminicidio. Tuttavia la maggioranza non aveva messo neanche un soldo in questa proposta di legge, neanche un euro. Anche se c'erano alcune cose positive, tipo la formazione degli agenti di polizia e del personale giudiziario che entra in contatto con una vittima, non c'erano soldi per finanziare questa legge. Quindi cosa hanno fatto le opposizioni? Nella legge di bilancio abbiamo proposto come opposizioni unite di mettere tutti i 40 milioni che erano, diciamo, destinati a noi, di cui che avevamo diritto a decidere come impiegare, tutti in misure di contrasto alla violenza di genere. Quindi se c'è qualche soldino in questo momento per le politiche contro la violenza sulle donne è perché le opposizioni nel poco spazio che hanno fatto qualcosa. Quindi io non accetto chi dice che non si fa niente. Mi dispiace alla signora Angela, che mi dispiace che sia così arrabbiata e di cui comprendo la rabbia, chiedo anche la pazienza di osservare che cosa facciamo, perché se poi una persona
persona semplicemente non lo sa, fa presto a esprimere, diciamo, dei giudizi un po' affrettati per quanto mi riguarda. Forse dovrebbe esserci un contatto più veloce, più frequente con le persone. Sì, su questo volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva il senatore prima, che condividevo invece assolutamente. È vero che le preferenze rischiano di essere un meccanismo pericoloso, ma è pericoloso nel momento in cui abbiamo tolto, ahimè, il finanziamento pubblico ai partiti. Perché adesso so che a nessuno piace l'idea di dare soldi alla politica, ma è solo così che si impedisce la corruzione, è solo così che si dà una struttura ai partiti in modo che possano comunicare. Perché i partiti politici non riescono a comunicare adeguatamente? Perché mancano i soldi per farlo. Sarà anche magari incapacità, per carità, ma io vedo anche un grosso problema di risorse per la politica. Se pensiamo che la politica sia una cosa brutta, che non va finanziata in nessun modo e che fa solo del male, allora forse dovremmo cambiare il sistema di governo e di elezione dei nostri rappresentanti. Se invece pensiamo che la democrazia possa funzionare, dobbiamo mettere in campo le risorse anche pubbliche per far sì che sia libera dalla corruzione e efficace. Quindi io penso che sia stato un errore tagliare i parlamentari, penso che sia stato un errore tagliare il finanziamento pubblico ai partiti, so che anche il mio partito ha avuto un ruolo in queste cose, quindi lo dico. Benissimo, molto chiara. Allora, prima di sentire anche Flavio Gobbo, che è fondatore di Guida alle Sagre, che voleva farvi delle domande perché anche lui sta navigando a vista con la burocrazia. Allora, sentiamo Raffaella da Paese. Ciao Raffaella. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io se posso ho dei quesiti agli ospiti perché soprattutto quelli che sono in collegamento da remoto. Dunque, io sono una mamma che ha adottato 3 figli, adozione internazionale, di cui una nel corso della vita purtroppo è stata diagnosticata una disabilità. Significa che come mamma ho dovuto fare delle rinunce a quella che è la possibilità di un futuro pensione come molti altri. Perché? Perché le risposte non ci sono in termini nazionali e territoriali a quella che è il supporto, il diritto di studio, il diritto di formazione, il diritto di assistenza e così via. Mia figlia utilizza la lingua dei segni e si triplicano le barriere. Lei non è sorda, è muta e quindi avanti con il problema. Da qui ci sono più problemi. Ci sono problemi che non siamo riconosciuti caregiver e quindi c'è un problema anche di futuro. Vedo che la realtà a Roma è molto distante perché io non ho potuto mai raccontare la mia storia a coloro che sono in rappresentanza a Roma indipendentemente dal partito e nelle mie spalle ho 3 sentenze vinte al TAR in attesa di una quarta che non so come andrà, con una figlia che siccome è diagnosticata con la legge 104, quindi disabilità, non so neanche che futuro ci sarà. Quali risposte e quali informazioni utili, interessanti potrebbero darci a noi mamme e a noi genitori? Perché come mamma vivo questo, ma ci sono anche coniugi che vivono in questa situazione perché si trovano il coniuge ammalato in età molto giovane. Grazie Sveglia Veneti, grazie come sempre Mirella e arrivederci e grazie ai tuoi ospiti. Allora, chi risponde per primo? Provo a rispondere io. Prego, senatore. Anche se magari non potrò dare una risposta esauriente a un caso umano così delicato. Allora, per quanto riguarda, questo è un tema generale che tutta nella trasmissione ricorre più volte, cioè il contatto con i cittadini. Io personalmente non ho mai rifiutato un appuntamento, ho una segreteria che sostanzialmente è aperta 24 ore su 24 perché corrisponde anche a quella del mio studio legale e quindi rispondo alle mail quando le ricevo e quindi nella misura in cui è possibile e il tempo ce lo consente non ho mai, ripeto, evitato nessun appuntamento che mi è stato richiesto e credo che per quanto ne so altrettanto faccia l'onorevole Scarpa che so è una persona per bene, seria e impegnata nel territorio, quindi non si può generalizzare
anche in questo ci sono parlamentari più attenti al territorio, altri disinteressati, ma questo non deve essere fatto di tutta un'erba un fascio. Per quanto riguarda i problemi relativi all'assistenza di un figlio disabile, è chiaro che questa non è strettamente una competenza del Parlamento e di chi fa le leggi a livello romano, è piuttosto una competenza, l'assistenza che grava su comuni e regione nelle diverse competenze di riparto. Qualche risorsa c'è, probabilmente non ci sono le risorse necessarie e utili per risolvere tutti i problemi. Per quanto riguarda il Parlamento, in tutte le leggi finanziarie cerchiamo di trovare risorse soprattutto per le regioni, per l'assistenza, per l'aumento delle spese sanitarie, però sappiamo tutti quante difficoltà ci sono, che il nostro debito pubblico e la necessità di contemperare tante esigenze, e questo non è sempre facile. Sentiamo l'onorevole Scarpa, prego onorevole. A me dispiace perché mi tocca il ruolo, io ho molto rispetto del senatore, ma mi tocca il ruolo di quella antipatica, perché sono in opposizione e noi in questi giorni siamo impegnati a ristudiare la legge di bilancio. Però onorevole Scarpa, adesso lei è all'opposizione, adesso non mi piace fare la polemica, ma per 10 anni il suo partito, il PD, è stato al governo, quindi noi siamo al governo da un anno, sì, e non è che possiamo pensare di risolvere tutto nello... Sopra. Adesso finisce l'onorevole Scarpa e poi ridiamo la parola. Prego onorevole. Voi siete al governo da un anno con una maggioranza totale che vi consente di fare quello che volete. Il Partito Democratico è stato al governo intanto non continuativamente per 10 anni e tutti in governo, una volta con Forza Italia, una volta il governo tecnico, una volta il governo Draghi. Gli unici anni che il PD ha governato autonomamente sono stati gli anni di Renzi, che ora non fa neanche più il nostro partito. Quindi mi permetta, a me che sono entrata nel PD nel 2020, di non accettare più questa obiezione. Comunque riprendo il mio ruolo di parlamentare d'opposizione, che deve far notare anche quella che è la realtà della legge di bilancio. Nella legge di bilancio sono stati tagliati soldi agli enti locali, quindi anche alle regioni, che sono quelle che gestiscono la sanità, ed è stato tagliato di 400 milioni il fondo per le persone con disabilità. Questi sono i numeri, questa è la realtà. Quindi purtroppo non ho buone notizie per l'ascoltatrice, nel senso che quel poco che si può fare da Roma non sta venendo fatto, anzi si sta andando nella direzione opposta. Taglio al fondo della disabilità, taglio al fondo nazionale per i disturbi alimentari, sono tutti piccole voci dove si è scelto di fare cassa a discapito delle persone più fragili. Io non ho tanto altro da aggiungere a questo, però se non il fatto che per quanto mi riguarda invece dovrebbero essere capitoli di investimento, perché ci sono persone che per la condizione in cui vivono hanno bisogno di risorse e di sostegno, e la disabilità è una questione collettiva, non è un problema del singolo, ma in questo momento non sta accadendo, e io invito la signora ascoltatrice a andare a guardarsi un po' cosa è successo nella legge di bilancio e a valutare lei se chi è al governo in questo momento sta rappresentando i suoi bisogni. Io volevo fare una domanda, ma devo assolutamente dare la parola a Flavio Gobbo, che è fondatore di Guida alle Sagre. Penso anche che sia molto importante la tua voce, perché rappresenti anche tanti numeri. In politica, l'hanno detto loro, contano i numeri, chi prende più voti, più preferenze, ma soprattutto quello che vi spaventa. Prego Gobbo. Quello che spaventa a noi delle Sagre, ma penso a tutto il popolo, è la burocrazia. Siamo arrivati a un livello di burocrazia incredibile, sia per organizzare la sagra di paese, sia per un appalto pubblico di una scuola, di qualsiasi cosa. Mi riallaccio un po' alle parole che ha detto il senatore Zanettin e chiedo una cosa. Lui dice che il Parlamento è lo specchio del paese, ma se il paese fosse invece lo specchio del Parlamento? Questo io mi chiedo. Poi sul fatto che lei mi dica si cerca il consenso sui social, credo che questo un parlamentare o una persona al governo non debba cercare questo. Capisco il concetto, però il consenso sui social lo deve cercare un influencer o uno che lo fa per altri scopi. Un parlamentare o un politico, secondo me, deve cercare il consenso sul territorio, il consenso dal popolo. Preferiamo una stretta di mano tra persone che un like sui social, questo
secondo me, il consenso. E una notazione all'onorevole Scarpa, se mi permette. Lei nella chiamata di prima ha detto alla signora Angela porti pazienza. Credo che chiedere agli italiani di portare pazienza sia veramente come gli italiani negli altri paesi non hanno la pazienza che hanno gli italiani. Questo possiamo metterlo... È vero, guardi, l'ho detto perché mi sono sentita... Finiamo, onorevole, aspetti che finisca, poi rispondete. No, Prego. detto questo, possiamo metterlo nero su bianco, guardiamoci attorno agli altri paesi come si stanno comportando con chi li governa, quindi pazienza, chiedere a un italiano pazienza adesso, come chiedere a un italiano finanziamento ai partiti pubblici, che lei è contro l'abolizione, credo sia veramente... andare proprio sul fondo del barile a raschiare quello che veramente gli italiani non hanno. Grazie. Allora sentiamo il senatore Zanettini e poi l'onorevole Scarpa per rispondere al nostro Flavio Gobbo. Prego, senatore. Flavio Gobbo con me sfonda una porta aperta, perché sono uno dei pochissimi politici che rifiuta i social. Io non ci sono sui social, non sono su Instagram, non sono su Facebook. Tutti i cosiddetti consulenti marketing politici che si sono avvicinati a me mi hanno detto devi andarci, io mi sono sempre rifiutato, perché io mi ispiro, ripeto, alla Prima Repubblica, non mi interessa niente ad essere molto popolare, non mi interessano i like, mi interessa che le cose che dico in Parlamento o delle interlocuzioni locali o sui giornali o in televisione siano cose serie di qualità, quindi proprio... forse sarò l'unico, credo di essere forse l'unico, io sono alla quinta legislatura, sono sopravvissuto a tante battaglie politiche con un mio stile che è completamente diverso da tutti quelli dei miei colleghi, ma sto bene così e non cerco certo la popolarità facile o le battute o i toni di voce elevati. Per quanto riguarda... sono permesso di interrompere, cosa che non è tipica del mio modo di fare, la collega Scarpa nel momento in cui si vuol fare la piccola polemica politica maggioranza e opposizione. Io credo che la signora che ci ha chiamato prima e che ha tanti problemi non ci stia rappresentando il problema che è maturato dal settembre del 2022 ad oggi. Credo che ci rappresenti un problema che, ahimè, si trascina da anni, quindi anche quando i diversi partiti e le diverse maggioranze sono state al governo di questo Paese. Il problema della disabilità non è certo, non è nato con il governo Meloni, è un problema che si trascina da tanti anni. Purtroppo tutti noi, nelle diverse fasi in cui siamo stati al governo, il PD è stato al governo più di tutti negli ultimi 10 anni. Forza Italia. Anche Forza Italia. Portate pazienza. Tutti perché c'è Fabio da Padova, sentiamo il popolo, siete qui per questo stamattina, sentiamo il popolo che vi vede poco. Prego Fabio. Ciao Mirella, ciao a tutti. Allora, senti, io sono invalido dal 2009, non da oggi, e c'era al governo la sinistra e mi hanno dato l'INPS 280 euro al mese per vivere. Poi ho scoperto, come vi ho già detto, nel 2017 ho scoperto che l'INPS doveva darmi più del doppio, ma non li dà se uno non li chiede. Quindi è una bella truffa che l'INPS fa agli invalidi, perché se nessuno ci dice che abbiamo diritto, spiegami te come facciamo a chiedere il ricalcolo della pensione. Non lo dice l'INPS, non lo dicono i servizi sociali, non lo dice nessuno, neanche i CAF, nessuno sa di queste cose qui. E io mi stupisco che ancora oggi ci sia una sinistra che pretende che la Meloni in un anno di governo risolva problemi che hanno rovinato loro in tutti questi anni, perché io è dal 2009 che ho i problemi, non c'era la Meloni nel 2009, cara signorina, la onorevole che sta parlando. Ecco, danno la colpa della Meloni. Dirò di più, che da quando c'era Meloni qualche soldo in più l'ho visto, quindi qualcosina in più l'ha fatto la Meloni. Io mi stupisco che nessuno si preoccupi del fatto che l'INPS truffa gli invalidi e che il mio amico Arnaldo Trombetta di Codevigo è morto nel 2018 di stenti. Un governo che fa morire una persona invalida di stenti è un governo che non oso qualificare, perché sennò rischio anche la galera.
Allora io dico questo, nel 2018 non c'era la Meloni, c'era la sinistra, mi sembra che governava, o no? Ecco, volevo solo dire questo e spero che qualcuno c'erano i 5 Stelle e la Lega, signore, però. C'erano i 5 Stelle e la Lega al governo nel 2018. Ma adesso replica, onorevole, adesso le do la replica. C'era la Lega, sì. Ma il mio amico è morto nel 2018. Fabio, sei stato molto chiaro, se no non abbiamo la possibilità di rispondere perché il tempo è volato. Prego, onorevole Scarpa. No, sì, io mi sono, guardi, spero di rispondere una volta per tutte, sia al senatore che ai telespettatori. Io mi sono un po' stufata di questa storia di chi c'era al governo negli ultimi 10 anni, perché, come dicevo prima, il PD è stato al governo in diverse alleanze. Una volta con Forza Italia. E anche qua parliamo di quante volte Forza Italia è stata al governo e di quanti anni Forza Italia ha governato prima che anche solo arrivasse Matteo Renzi. C'è stato il governo Draghi, dove c'erano dentro tutti, la Lega, Forza Italia, il PD, i 5 Stelle. Ora, se dobbiamo fare la gara a chi ha avuto responsabilità negli ultimi 10 anni, non finiamo più. Parliamo di chi governa adesso, visto che stiamo vivendo nel presente. Ciò che possiamo dire adesso, ciò che io posso dire adesso che sto in Parlamento, perché prima non ci stavo, io ho 26 anni, prima non stavo in Parlamento, non prendevo quelle decisioni, mi posso caricare storicamente la responsabilità di ciò che ha fatto il mio partito negli ultimi 20 anni, certamente, ma io avevo 5 anni 20 anni fa, quindi insomma... quello che si sta facendo adesso è tagliare il fondo sulla disabilità. I soldini in più che ha visto l'ultimo telespettatore probabilmente sono dovuti dal taglio del cuneo fiscale, che è una misura che noi condividiamo, ma che è temporanea e che fra un anno non ci saranno i soldi per rifare. Quindi io invito i telespettatori a stare molto attenti a che cosa sta succedendo adesso e a chiedere responsabilità a chi ci governa adesso, perché se stiamo sempre con la testa rivolta a chi ci governava 10 anni fa, come se fosse stata la stessa persona, cosa che non è stata la stessa persona mai per più di 2 anni, facciamo un errore che è non chiedere conto a chi ha il potere ora. Questo mi interessava dire. Vede, onorevole Scarpa, il problema non è chi ha la colpa, chi ha il cerino in mano e chi non vuole il cerino. Il problema è che è un popolo stanco, perché quello che paga in continuazione è il fragile, è la scarpa grossa, è l'operaio, è tutta quella fragilità che non viene ascoltata. Lei giustamente dice io non ho colpa, però lei in parte è stata anche premiata perché, come ha detto lei, ha uno stipendio, un emolumento a fine mese che ha 8.000 euro, perciò può fare una guerra anche che lei intende fare per portare avanti la comunità, però è una guerra ben pagata. Il problema è che la gente che ha chiamato, onorevole, è stanca di prendere 500 euro, è stanca di prendere 250 euro. Lei ha tutte le ragioni del mondo, ma questi devono vivere con questi soldi e non ce la fanno più. Io ho un banco solidale, onorevole, non ho i barboni che vengono, ho famiglie che non hanno casa, che sono sfrattate, ragazzi da mandare a scuola e non ce la fanno, ma poi sentiamo che il governo dà milioni al golf. È vero o non è vero? Qualcuno ci dice se è vero per cortesia. E ho il presidente del CONI Veneto che dice in Veneto siamo la regione meno che riceve contributi e siamo a livelli bassissimi. Allora lei capisce che è un popolo non arrabbiato, ma è il popolo che paga. È il popolo che paga le tasse, quello che le parla, onorevole, non ce l'ha con lei, ma è il sistema paese che non cambia. Siamo all'opposizione e non siamo ascoltati, siamo al governo ma non facciamo, e chi è che paga? Paga il popolo fragile. Gobbo, cosa vuoi dire? Sentiamo anche Gobbo che è qua. Come hai detto tu, ma come ho detto io prima, si chiede ancora pazienza al popolo. E questo è bello, che chiediamo pazienza, ancora di pazientare. Noi cosa dobbiamo fare come popolo? Stare là a guardare che loro ci diano colpa di chi è colpa, chi ha fatto, chi non ha fatto, chi deve fare. Giustamente l'onorevole dice viviamo nel presente. Se trasformiamo tutto il discorso in uno sfogo continuo, rischiamo di non andare... Ma rimane da fare, onorevole, se non sfogarci, non abbiamo niente altro, almeno ci sfoghiamo perché non abbiamo neanche parole da nessuna parte. Nei sindaci dicono che hanno la coperta corta, in regione
sentiamo parlare di grandissime opere con milioni e milioni di euro che non riusciamo a capire chi ha deciso. La sanità anche qua nel Veneto non si capisce più cosa sta succedendo con la sanità privata e la sanità pubblica pagata dal pubblico al privato. Gli anziani che non ce la fanno più, i suicidi che aumentano e lo sfogo è anche naturale, scusi, non abbiamo possibile parlare con nessuno. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire alla signorina onorevole Scarpa che i problemi sono arrivati quando il signor Prodi ci ha portato in Europa e che hanno cambiato le lire in euro. Da là sono cresciuti i problemi, perché le nostre pensioni non sono state raddoppiate. I vostri stipendi sì. Grazie, arrivederci e buona giornata. Vede onorevole, non ce l'hanno con lei, il sistema che loro non digeriscono, questo sistema che ha visto la classe politica aumentare sempre di più e il popolo che lavora sempre meno. Prego onorevole. Però io devo cercare di risponderle anche riportando, cioè cerco di risponderle sui temi. Io le ho provato a parlare di ciò che sta facendo e non sta facendo il governo sulle questioni di cui parlano i telespettatori. Se ritiene che io debba stare qui ad ascoltare, io sto ad ascoltare lo sfogo volentieri e basta, però vorrei capire che cosa mi si chiede di dire. Allora, anche di rispondere, non lo sta facendo, sta rispondendo alle telefonate agli spettatori che hanno la fortuna di avervi qualche volta in trasmissione, qualche volta. No. Prego. Infatti, ma qui io ci tengo, diciamo, non solo per il ruolo che ricopro, ma questo ci tenevo anche prima come cittadina, a tenere il discorso rispetto alla politica, cioè pur comprendendo la rabbia e pur legittimando la rabbia, cercare di poi riportare tutto in un tono di razionalità, perché è in quella dimensione che poi si prendono le decisioni. Non possiamo prendere neanche votare, farlo solo sull'onda della rabbia. Alla fine bisogna sempre fare una valutazione oggettiva su chi dice le cose più condivisibili e chi si dimostra più in grado di mantenerle. Per fare questo non è utile avere una rabbia generalizzata verso tutto e tutti, o meglio, lo capisco e non voglio giudicarlo, però temo che ci porti distanti, cioè dire che tutta la politica fa schifo e che tutti i politici sono dei ladri e che non bisogna finanziare la politica perché è tutto schifo, ci porta sempre più distanti, rende la polica un qualcosa sempre più per una piccola elite, e noi non vogliamo che sia così. Noi vogliamo che la politica sia un processo partecipato, collettivo e largo. Per fare questo serve che i partiti ritrovino un loro ruolo, una loro rappresentatività, serve che i rappresentanti eletti siano più vicini al territorio e alle persone, e serve un po' un cambiamento generalizzato che deve partire da noi, e sono d'accordissimo, però mi capirà se cerco di calmare gli animi quando sento delle telefonate arrabbiate, perché non ho altro strumento per parlare razionalmente con le persone se non provare a dire loro: guardate che non siamo tutti uguali, guardate che loro hanno fatto questo e noi facciamo questo, guardate che la generalizzazione sugli ultimi 10 anni non è corretta, perché non è corretta proprio tecnicamente, e cercare un pochino di metterci d'accordo su alcuni punti di partenza comuni, perché se no diventa tutto un attacco generalizzato a una non determinata classe politica e nessuno ha più responsabilità di niente, capito? Guardi onorevole, io lo dico tutte le mattine che non spariamo mai nel mucchio. Noi critichiamo gli esempi negativi che ci propongono tutti i giorni una certa politica. Infatti all'inizio anche della trasmissione ho parlato di politici e di politicanti, perché ci sono tutti e due, non c'è niente da fare. L'ha detto anche il senatore Zanettin, lei capisce bene che questo popolo che non vi vede mai, parlo in generale naturalmente, io non sto parlando dell'onorevole Scarpa o dell'onorevole Zanettin, il popolo che non parla con voi, non c'è niente da fare. Guardi che glielo dico personalmente, lo dico tutte le mattine, quando io chiamo certi onorevoli, certi senatori mi dicono non vengo perché non voglio il contraddittorio, lo dico tutte le mattine. Ecco, perciò ho fatto anche i nomi
nomi, perciò lei capisce bene che io devo parlare anche di questo, perché la mia trasmissione serve ad ascoltare il popolo, che piaccia e che non piaccia. Lei, onorevole, ha voluto la bicicletta, deve pedalare e ascoltare anche il popolo che non parla mai. Quello però che sta soffrendo la sta chiamando, quello che non ce la fa più. Lei deve avere questa pazienza di ascoltare, perché l'hanno delegata per questo. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti, anche gli onorevoli che hai là. Allora Mirella, io volevo andare in un punto che mi hai sentita fino adesso, Mirella? Sì. Un punto, Mirella, che sono molto indignata, sdegnata, infatti ho aspettato un po' di giorni prima di chiamare. Il plotone là dei fascisti, Mirella, che fanno saluto fascista non romano, Mirella, che sono dei folchi. Perché Mirella, io avendo avuto un padre, che l'ho detto ancora in trasmissione, era del 18, ha fatto il militare 2 anni e poi è scoppiata la guerra, là è stato imbarcato una nave, è venuto a casa a fine guerra. Perché Mirella? Quelli che stanno facendo là il saluto fascista, che è un reato, e spero che l'onorevole che è là lo porti al governo questo problema e vengano disciolti quei saluti, perché se andavano a onorare quelli che erano morti, anche gli altri vanno a onorare, ma non fanno quel saluto schifoso, perché Mirella, mio papà, a causa di quelli là che avevano invaso l'Italia con i nazisti tedeschi, non è potuto venire a casa nel 1943 quando c'è stato l'armistizio, ma è stato via fino al 1945 prigioniero degli inglesi in Sudafrica, è stato portato nei campi. Allora io Mirella, avendo 75 anni e con quello che mi raccontava anche mia mamma cosa hanno passato i 9 fratelli senza padre, che andavano là, volevano le migliori sorane, poi mia mamma è dovuta andare in comando tedesco a Padova. Io sono sdegnata Mirella che mio padre sia venuto a casa quasi a fine 46, che non sapeva né leggere né scrivere, senza mai dare notizie. Adesso vedere quelle cose nel 2024 è una vergogna Mirella. Scusami se mi sono sfogata, ma non ne posso più Mirella, perché la signora, la Presidente, alla fiammella che arde ancora, non ha mai rinunciato, e io ho paura Mirella di ritornare ancora a quei tempi, perché non ci vuole mica tanto, sai Mirella, ti ho detto che ho letto quel libro dei 650 pagine proprio come è scoppiato il ventennio del fascismo. Giulia, non voglio toglierti la parola perché lo sai che ti voglio bene, però devo toglierti la parola perché ho forato, Giulia, ho forato, devono ancora risponderti. Senatore Zanetti, non possiamo non rispondere a Giulia, prego. Cioè nessun problema, nel senso che io avevo un papà partigiano, dico solo questo, e quindi rispetto al saluto fascista e alla cerimonia del presente non posso che dichiararmi indignato per quello che è successo. Sono lontano. Ma scusi senatore, se è un reato perché non si prosegue con la legge? Ma guardi, sul fatto che sia reato è un po' opinabile, nel senso che è scritto nella Costituzione, senatore? No, porti pazienza Mirella, io sono un avvocato molto esperto, lo so che è un avvocato. e anche molto preparato, quindi nella Costituzione è vietata la ricostituzione del partito fascista. Poi e quindi se ci sono dei movimenti politici che si ispirano alla ricostruzione del partito fascista possono essere sciolti, ma non è un reato, è un atto amministrativo. Per quanto riguarda invece la cosiddetta cerimonia del presente e il fatto di fare il romano saluto, c'è giurisprudenza oscillante e mi pare che, anche se non seguo
in modo super tecnico questa cosa, mi pare proprio in questi giorni che passi il cerino avvocato, non dica così, la prego, avvocato. No, proprio lei che passa il cerino, no, avvocato, non passo una Cassazione, avvocato. ma dico, per fortuna che sorride. Avvocato, non posso più darle la parola perché ho forato. No, dico solo che c'è la Cassazione, che deve pronunciarsi a giorni. Ascoltate il popolo, venite che mi fa piacere. Onorevole Scarpa, velocissima per rispondere alla nostra Giulia da Venezia. Guardi, a me non interessa se è o non è reato, mi sembrano cavilli burocratici, qui la questione è molto più politica, ovvero chi è al governo condanna o non condanna queste manifestazioni orribili che avvengono ogni anno e che sono dichiaratamente nostalgiche dell'epoca fascista. Ora il senatore Zanettin fa parte dell'unico partito della maggioranza che ha condannato questi atti e quindi gliene diamo atto. Da Giorgia Meloni, che da quella tradizione viene, che mai ha rinnegato la sua storia e la sua cultura politica, ancora non abbiamo sentito nulla. Per me quello che è successo ad Acca Larenzia e che sottolineo succede ogni anno è grave, soprattutto nel momento in cui si identificano le persone che al Teatro della Scala urlano viva l'Italia antifascista. Io lo posso dire in diretta e viva l'Italia antifascista, spero che lo diremo tutti quanti. Condivido la preoccupazione della telespettatrice e spero che veramente coltiviamo l'antifascismo ogni giorno, perché non è solo contro queste dimostrazioni che dobbiamo indignarci, ma in tutte le piccole cose che creano quel clima sociale che poi è dove il fascismo nasce e cresce. Grazie anche all'onorevole Scarpa. Gobbo, come ci saluti? Come vuoi salutare? Vi saluto, vi ringrazio ancora per l'invito e ci vediamo presto. E ai politici cosa vuoi dire? Ai politici lavorate per noi, questo vi dico, lavorate per noi perché avete uno stipendio buono, avete gli strumenti adatti, quindi datevi da fare. Grazie, veramente grazie sia al senatore avvocato Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia, sia all'onorevole Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, che a Flavio Gobbo, fondatore di Guida alle Sagre. Ascoltate il popolo, che il popolo è quello che vi farà capire dove dovete andare a parare. Grazie, buona giornata, pubblicità. Grazie. Presento altri due graditi ospiti. Adesso abbiamo un sindaco, abbiamo Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, primo mandato civica, visto che abbiamo parlato di sagre. Eccola qua, la festa del peperone, la sagra del peperone, che adesso è diventata sagra del radicchio, di tutto e di più. E saluto anche Federico Zanetti, collegato da Vicenza, presidente Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Buongiorno Presidente, anche lei, grazie di essere qui. Ha sentito questi politici? Qualcuno dice ma lo sfogo, sono stanca, non posso rispondere allo sfogo. E come devi rispondere allo sfogo? Devi imparare ad ascoltare gli sfoghi di queste persone che non ce la fanno più. Sindaco, non posso rispondere a uno sfogo, se sono qua per lo sfogo non ci sto, io devo parlare di cose concrete. Ma qualcuno ha detto quali? Prego. Ma diciamo che a volte il vizio, quando si arriva a certi livelli, è quello di perdere un po' il senso e il polso di quello che invece i cittadini ci chiedono e domandano giustamente alla politica, che deve dare le risposte. Diciamo che come sindaci sta roba qua funziona già meglio, perché appena esci dalla porta di casa, se vai a bere il caffè, se vai a fare la spesa, giustamente le persone ti fermano e ti chiedono anche risposta a quello che tu dovevi fare o a quello che non hai fatto. Quindi vabbè, dai, insomma, un po' più di disponibilità e a volte anche una puntina di umiltà dagli amministratori in su serve e servirà. Sono passaggi, poi si capiranno anche nel tempo quali sono le dinamiche necessarie per svolgere determinati ruoli. Certo che quando c'è un ruolo di rappresentanza, nel bene o nel male, si sa che ci deve essere la disponibilità totale non solo all'ascolto ma soprattutto all'azione e poi alla risposta. Vede Sindaco, quello che preoccupa molti italiani, non parlo solo del mio territorio, del nord, sud, est, ovest, è che vorremmo delle persone competenti che ricoprono certi ruoli. Allora io ho sentito certi numeri questa mattina, io ho preso tante preferenze, io è la quinta legislatura, io è la prima legislatura,
però voi capite che quando dicono questi numeri la gente a casa dice mamma mia, ma quanti voti ha preso? Come dice giustamente lei, parlavamo io e il sindaco dietro le quinte, vorremmo vedere se si tolgono da quei partiti e si mettono a disposizione delle persone che è il popolo italiano, si riuscirebbero ad avere quei numeri. Ecco, questo è un problema a mio avviso che darei. E soprattutto il percorso per arrivare a quelle poltrone molto importanti. Ecco, questo Parlamento è dove che si legifera, che vengono fuori le leggi, perché è inutile che poi diamo la colpa ai giudici, cioè le leggi vengono fatte in Parlamento e il Parlamento è formato dai partiti politici. Ecco, voi addirittura che venite qui in trasmissione, quasi tutti, quasi sempre, a parte il sindaco del Cortina, che ho detto che andiamo tutti a Cortina perché lui soldi ne ha tantissimi, non c'è problema di mantenere anche la pista da bob, la prima pista, non so se faranno la seconda, spero di no perché io sono proprio beato io, infatti ho detto forse veniamo a abitare tutti a Cortina che andiamo meglio. Ecco, com'è la vostra situazione, sindaco? Ma allora, prima velocemente di arrivare a qual è la nostra situazione, mi permetta una battuta. Credo che nessuno di noi si farebbe costruire la casa da uno che ha appena iniziato a fare il manovale, ma richiederebbe insomma un'impresa con una certa esperienza, con una certa struttura e con una certa capacità, e anche, perché no, con delle esperienze pregresse che siano rappresentabili. Quindi ho fatto 10 case, ne ho fatte 20, ne ho fatte 30, le ho fatte in legno, le ho fatte in cemento, le ho fatte in mattoni, le ho fatte in pietra. E questa è la prima cosa che noi chiediamo a qualsiasi persona ci rivolgiamo per qualsiasi tipo di attività. Ecco, forse anche quando si fa politica, il fatto di aver fatto prima il manovale, poi il muratore e poi il capo cantiere forse potrebbe essere utile per permettere a chi poi si siede su quegli scranni, e come diceva lei sono scranni importanti perché lì si decidono le norme che regolano poi la vita civile e economica di un paese come l'Italia, e quindi ecco, questo passaggio forse aiuterebbe. Fare un po' il manovale aiuta sempre nella vita, a prescindere, servirebbe anche a chi poi si trova a fare le leggi. Per quanto riguarda la situazione, ma diciamo che da un punto di vista anche economico ci sono stati tutta una serie di cambiamenti. Noi siamo usciti adesso da un anno oramai dalla pandemia e ad oggi sono arrivati i riscontri dei ristori che lo Stato ci aveva dato in base ai rendiconti che ogni comune ha fatto. In sostanza cosa è successo? Lo Stato ci ha dato una botta di soldi e l'anno dopo ci ha detto fatemi un attimo i conti di quanti soldi vi ho dato, e adesso ha detto sai cosa, forse ve ne abbiamo dati troppi, datecene un po' indietro. E anche sta roba qua è un po' paradossale, se così vogliamo mettere, un po' come sta accadendo adesso col PNRR. Il PNRR ci è stato rappresentato come la soluzione di tutti i mali. Vedrete che ogni comune, ogni territorio avrà le risorse per fare tutto quello che vuole. E il paradosso qual è? È che poi è stato introdotto, e torniamo sempre al discorso del manovale e del capo cantiere, sono stati introdotti dei parametri che invece sono risultati limitativi, soprattutto per l'area del nord-est, perché l'indice di vulnerabilità sociale, che è corretto ci sia dal mio punto di vista, perché bisogna aiutare i territori dove ci sono maggiori difficoltà, però in sostanza ha drenato l'80% delle risorse in altri territori. E quindi ci troviamo sempre un po' a far... Mare agitato l'ho chiamato sì, io. Esatto, loro vivono in mare calmo in Parlamento, noi invece siamo sempre sull'agitato. Sentiamo il Presidente Zanetti. Presidente, lei che ha un'associazione molto importante, Nazionale Dentisti Italiani, questi italiani è un banco solidale, perciò capisce bene di cosa le parlerò adesso. Gli anziani che non hanno neppure la dentiera e non la vogliono neanche più mettere, poveretti, perché ormai hanno un'età che non riescono neanche più a capire l'importanza, ecco, della masticazione, di mangiare bene, proprio sono distrutti nel corpo e nella mente, perché questo siamo riusciti a fare, a distruggere quelli che ci avevano fatto diventare grandi e così belli, ma soprattutto i costi, Presidente, questi costi molto importanti. Per fortuna che abbiamo anche delle realtà che sono in supporto a queste famiglie. Cosa ci racconta, Presidente? Com'è la situazione? Buongiorno, grazie di avermi invitato. Volevo dire al sindaco che mi trasferirò anch'io a Zero Branco, perché mi pare il caso di trovare una bella situazione lì, quindi ci penserò seriamente. Fate le battute. No, perché condivido quello che è appena stato detto, quindi sono perfettamente d'accordo. Il discorso che chiedeva lei, Mirella, sul discorso degli anziani e della situazione in generale. In realtà non sono solo gli anziani in difficoltà, l'abbiamo sentito anche prima degli interventi che sono stati con i suoi ospiti precedenti. È una situazione generale che ovviamente è aggravata
nel momento in cui le risposte sanitarie sono di tipo privato, perché è di questo che di fatto stiamo parlando. L'ambito mio è un ambito di rappresentanza di medici dentisti che comunque sono in ambito privato. Per cui quello che possiamo fare noi è quello che possiamo fare nel libero mercato. Non è una risposta che viene data dal sistema istituzionale, non è lo Stato che dà le risposte. E quindi ovviamente noi siamo nel mercato e dobbiamo rispettare le regole del mercato. Il discorso dei costi, i costi purtroppo ci sono e ci sono riferiti a qualsiasi attività, diciamo, lavorativa. Non voglio usare il termine imprenditoriale perché, considerandomi sempre comunque medico, io faccio fatica ad avere la mente completamente concentrata sui costi, quindi sulla mentalità tipicamente imprenditoriale, però di fatto la situazione reale è questa. Ci sono dei costi fissi, ci sono dei costi legati ai materiali. Se vogliamo fare un esempio di quello che è successo l'anno scorso, quando abbiamo visto raddoppiare le bollette così, d'emblée, è chiaro che ogni situazione poi, ogni situazione aveva un ritorno, ogni situazione poi complica ancora di più le cose. È chiaro che non può essere il volontariato la risposta. Io qua potrei anche dire alcune cose che noi abbiamo fatto a livello di proposta alla politica, ma siccome la risposta è stata no, non vorrei mettermi contro le persone alle quali ho già chiesto. È stata no, non è possibile, non ci sono i fondi. Poi, siccome sentivo prima parlare il sindaco, sentivo parlare di questa valanga di soldi che deve arrivare col PNRR, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, anche qui, per quello che riguarda l'odontoiatria, purtroppo c'è poco in cui viene individuata la criticità e vengono spostate risorse su questo ambito. Viceversa, si parla molto di case di comunità e via dicendo, e anche lì mi pare che alcune problematiche ci siano. Il problema fondamentale, io credo, che nell'ambito sanitario siano gli operatori, nel senso che si parla sempre di sanità, ma se poi non ci sono gli operatori sanitari, chi è che la sviluppa la sanità? Io non voglio creare polemiche, però è una delle cose che in questo momento mi dà un pochino più fastidio quando sento parlare di questi argomenti, perché si dà la colpa al medico di base, si dà la colpa all'infermiere, si dà la colpa al dentista. Poi ovviamente quando queste situazioni diventano insostenibili a livello personale uno fa una scelta, e se la scelta è preferisco una qualità di vita migliore, questo però comporta di andare anche all'estero, questa è la diretta conseguenza, ma a quel punto io mi chiedo se tutto quello che è stato fatto in maniera corretta, perché questo non dovrebbe accadere. Non è successo fino a qualche anno fa, adesso improvvisamente tutti si accorgono di una realtà che peraltro, adesso voglio fare il sindacalista, però i sindacati medici dicono alla politica da almeno 10 anni, non è una cosa che è esplosa adesso, è una cosa che si sapeva che sarebbe arrivata, che nel tempo peggiorerà ancora di più, perché nei prossimi 6-8 anni ci sarà una curva pensionistica, adesso parlo della mia categoria, che porterà almeno il 50% di noi all'età pensionabile. E quindi è chiaro che poi quando arriveremo in questa situazione, la situazione professionale cambierà completamente. I giovani si stanno già allontanando dalla direzione e dallo svolgimento improprio della professione, per cui si appoggiano di più a strutture sempre più complesse, sempre più grandi. Le piccole strutture sono sempre in situazioni più complicate perché la burocrazia ogni anno riesce a inventare qualcosa di nuovo per complicare la vita. I costi, come dicevamo noi prima, sono alti, sono tutti alti, e noi abbiamo un unico modo per coprire quei costi che poi è l'utente finale, quindi il paziente. Quindi noi sopravviviamo semplicemente perché abbiamo i nostri pazienti che si fidano di noi, vengono da noi e noi diamo le nostre risposte terapeutiche rispetto alle loro richieste. Molto chiaro, Presidente. Devo correre un pochino perché purtroppo il tempo è tiranno, perché passa velocemente. Però, Sindaco Durighetto, quello che ha detto il Presidente Zanetti è molto chiaro. Ci vuole programmazione. Ieri ho avuto ospite il senatore Crisanti, che si è occupato anche di sanità, che ha detto al Presidente Zaia che doveva programmare molto prima.
ha detto anche una cosa un po' più pesante, però il problema è che bisogna programmare, fare una programmazione, perché sennò non vai da nessuna parte. Come dice giustamente il Presidente Zanetti, il problema è che sanno nome, cognome, data di nascita, però la programmazione poi manca e ci ritroviamo con le spalle al muro, perché mancano le persone per veramente migliorare la qualità della vita, perché se perdiamo anche i medici, gli infermieri, io mi domando queste colate di cemento a cosa siano servite, che dovevano servire di più questi fondi del PNRR, che molti erano destinati al sociale, a dare servizi alle persone. Prego Sindaco. Sì, a riguardo, e mi ricollego a quello che appunto diceva il Presidente Zanetti, centrando secondo me anche un punto che a volte dimentichiamo. Mentre fino a un po' di tempo fa il settore medico-sanitario era percepito come sto male, vado in ospedale o vado dal mio medico, mi dà la medicina, mi curano, poi ritorno a casa e ame. Adesso invece c'è anche una componente, se così vogliamo, forse più psicologica, ma anche di benessere della persona. E quindi per esempio dal dentista o da altri specialisti uno ci va perché vuole sentirsi bene con se stesso e anche perché vuole mantenere una certa capacità. Come diceva anche lei prima, la persona di una certa età che vuole mantenere comunque la capacità di masticazione, la capacità anche estetica, anche di poter fare un sorriso, che ormai è giustamente percepito come un diritto totale e generale. Tutti questi aspetti qua, che una volta magari non venivano curati, una volta si vedevano molte persone che avevano anche dei disagi fisici dati dal lavoro soprattutto nei campi, che adesso invece giustamente tendiamo a voler risolvere, a voler ridurre, a garantire a tutti uno standard di vita il più autonomo e il più alto possibile. Ebbene, tutti questi aspetti purtroppo rientrano proprio nella sfera di programmazione. Perché? Perché che l'età media della popolazione fosse in aumento non lo scopriamo oggi, che mancassero medici in prospettiva nel decennio 2020-2030 non lo scopriamo oggi. Che le università fossero a numero chiuso lo sapevamo da tanto tempo. Esatto, e ci sono tutte dinamiche che purtroppo afferiscono proprio al mondo della politica e delle scelte che la politica deve applicare. Io mi aggiungo solo un aspetto e risottolineo quello che diceva il Presidente, perché è stato nel suo intervento precisissimo. L'ambito sanitario forse sarà o entrerà in crisi o subirà la crisi principale non tanto per la mancanza di strutture. Quelle mancano, ma quelle si possono costruire. Il problema sarà proprio quello della formazione del personale e del personale disponibile. Non dimentichiamoci che le RSA, le cosiddette case di riposo, hanno liste di attesa perché non hanno il personale per poter accudire i pazienti o le persone che comunque vorrebbero rivolgersi a loro, e questo sta diventando sempre di più un problema. Abbiamo visto qualche settimana fa con le vacanze di Natale che le badanti giustamente avevano diritto di rientrare nella propria casa e migliaia di famiglie trevigiane si sono trovate a non sapere dove sbattere la testa perché non c'era nessuno che poteva accudire i loro cari. E quindi anche da questo punto di vista qua la programmazione non è solo importante perché io devo anticipare il problema, ma la programmazione è decidere oggi come voglio vivere fra 20 anni, fra 30 anni. Sindaco, ma io ho un dubbio, ma un dubbio ce l'ho forte. Nel senso che loro sapevano tutte queste cose qua, non è che non le sapessero. E c'è una volontà di andare verso il privato. La Lombardia insegna. Tanto è vero che tanti anni fa ci dicevano di fare la pensione integrativa in tempi non sospetti. E qualcuno si chiedeva, ma cosa me ne faccio della pensione integrativa? Invece, secondo me, avevano programmato il business, che è un'altra cosa. Non è il servizio, lei per ridermi mi viene da piangere. Allora, sono due binari completamente diversi. Dove vuole andare a parare la politica? Ma mi sembra chiaro davanti agli occhi di tutti che il problema numero uno che ha è avere il business, avere la visibilità, fare le cattedrali, farsi le piramidi. Mi è venuta bene la prima, mi faccio anche la seconda, poi se riesco anche a fare la terza, niente di meglio. E sarebbe il terzo o il quarto mandato per qualcuno. Il problema è che dalle telefonate che abbiamo ricevuto anche questa mattina, le persone vogliono risposte e i servizi alla persona
come ha spiegato lei, io devo trovare, visto che la popolazione sta invecchiando, la denatalità ha dei numeri che veramente stanno preoccupando molti, le aziende non riescono a trovare i giovani, ma i giovani non è che non li trovano, non ci sono, io lo dico tutte le mattine, la denatalità sta facendo sentire, ma vogliono soprattutto colpire quella classe produttiva che è l'operaio, che è il pensionato, perché è là che stanno colpendo, quello che paga regolarmente le tasse e che si vede a sua volta ancora adesso a continuare a pagare perché è lui il più colpito. E voi sindaci, almeno lo dite quando siete qua, non siete minimamente ascoltati, perché non è che vi diano queste possibilità di dare risposte al cittadino, no, perché vi danno la coperta cortissima, non so se ce l'avete ancora, questi fondi che arriveranno, sì, vorrei vedere anche come impiegarli, visto le richieste che ho, poi sentiamo anche il Presidente Zanetti. A riguardo, diciamo che purtroppo molto spesso le scelte che sono state fatte, io non ho una gran memoria perché nonostante la barba un po' bianca non sono così esperto, ecco, nel senso di età. Non è diversamente giovane, no. No. Però diciamo che però da quando io ricordo di aver iniziato a capire qualcosa seguendo i telegiornali, una delle cose che purtroppo emerge, e adesso ne subiamo gli effetti, è stata quella che nel tempo tutte le compagini che si sono susseguite al governo hanno cercato di trovare consenso immediato. E nel momento in cui tu cerchi il consenso immediato è chiaro che un po' sottovaluti oppure nascondi gli altri problemi. E qui torniamo al discorso della programmazione che facevamo prima con lei. Rispetto al ruolo dei sindaci e alle possibilità dei sindaci, allora è chiaro che non vengo qua a piangere, nel senso che non mi posso lamentare. Il mio comune è un comune di persone che per fortuna hanno una capacità di lavoro e di reddito che garantisce anche degli standard che mi permettono poi di rispondere ai cittadini dando loro dei servizi e cercando di rispondere a quelle che sono le esigenze che percepite. No, sindaco, no, perché l'ha appena detto, se viene l'anziano io devo gestire, questo anziano, indirizzarlo alla casa, residenza per anziani, parliamo bene, perché è giusto, però se questa non ha la possibilità, io cosa dico a questa persona? No, ma infatti, attenzione, io non stavo parlando dei servizi to cure, io sto parlando dei servizi essenziali dell'ente. Poi è chiaro che da questo punto di vista noi potremmo anche fare degli interventi a sostegno di quelle famiglie, ma se non ho gli infermieri, se non ho gli OSS, se non ho i medici non riesco a farlo. E chiudo dicendo solo sta roba, adesso noi stiamo facendo dei conteggi abbastanza precisi perché ci siamo resi conto che effettivamente in questa situazione, seppur possa sembrare un aiuto minimo, però noi stiamo cercando di ridurre le aliquote IRPEF proprio per dare la possibilità anche minima alle famiglie, soprattutto alle persone e alle famiglie più fragili, di avere qualche euro in più in tasca ogni mese per poter far fronte alle spese minime, senza andare a tagliare i servizi. E anzi, come mi ha anticipato adesso lei con questo ragionamento, nel tentativo con la struttura, noi abbiamo un RSA nel nostro territorio, di andare invece ad aumentare la capacità ricettiva di questa struttura. È chiaro che lì adesso noi abbiamo cercato, e non mi vergogno a dirlo, abbiamo cercato anche di aiutare la struttura anche l'anno passato ricercando operatori all'estero, perché in Italia sono introvabili. Ha detto anche il presidente dell'ISRA, il direttore dell'ISRA di Treviso, il dottor Pavan, che anche lui è costretto a emigrare, andare a cercare nei paesi anche più lontani perché sennò risposte non ce ne sono. Presidente Zanetti, ma il mondo del lavoro è il mondo dei giovani, ecco, nel suo, soprattutto in quello che lei si occupa, questo lavoro, i giovani arrivano, ci sono, come vede la situazione? Hanno voglia di imparare anche di fare i dentisti? Ecco, ci capiamo un po', perché veramente io sono molto preoccupata, perché parlano i politici, ma con 8.000 euro al mese puoi parlare in una maniera, con 500 euro forse parleresti un'altra maniera. Prego, Presidente. La ringrazio per queste domande, perché adesso dovrà darmi un pochino di tempo. Numero chiuso, avete citato il numero chiuso come una delle problematiche per la mancata programmazione. Allora mi permetto di dissentire, però la dico a titolo personale, questa non è una posizione dell'associazione, è una cosa che penso io. Io quando ho iniziato, io mi sono laureato nel 90, quindi già nell'84-85 la facoltà di odontoiatria era già a numero chiuso. Medicina no, ma la facoltà di odontoiatria era già a numero chiuso.
Il numero chiuso non ha creato nessun tipo di problema per un motivo, che noi siamo in Europa, i ragazzi che non sono riusciti ad entrare nelle nostre facoltà, che hanno dei numeri chiusi che sono vincolati per poterli portare nelle cliniche e quindi fargli fare anche quella parte operativa che altrimenti non potrebbero svolgere. E quindi cos'è successo? Non hanno superato i test per entrare nelle facoltà italiane, sono andati a studiare all'estero. Dopodiché, quando hanno finito il loro percorso formativo, sono tornati in Italia. Quindi il numero chiuso è stato automaticamente bypassato. La laurea europea ha lo stesso valore della laurea italiana, quindi sono tutte le varie programmazioni che sono state fatte sono saltate. Perlomeno questo per quello che riguarda l'odontoiatria. Successivamente è stato il numero chiuso anche per la medicina, ma onestamente per quelli che riguarda i medici o gli infermieri, la situazione paradossalmente è il contrario, nel senso che è dall'estero che ambiscono i nostri laureati perché conoscono benissimo la qualità dei nostri corsi formativi. Quindi io dubito che il problema sia il numero chiuso. Il numero chiuso può aver complicato alcune situazioni, però gli italiani, come al solito, hanno messo l'inventiva per superare l'ostacolo del numero chiuso, la risposta è una risposta di tipo europeo. Per quello che riguarda poi il personale sanitario in mancanza, volevo aggiungere una cosa: in realtà non ci sono solo medici e infermieri, perché le stesse OSS, visto che parlavamo di RSA, le stesse OSS sono merce molto rara ed è vero che poi si va a cercare all'estero. Però per assurdo, per quello che riguarda il mio settore, succede esattamente il contrario. Sono le lauree estere che vengono in Italia e vengono a lavorare qua. Viceversa, in altri ambiti, e strutture, sono le strutture stesse che vanno all'estero a cercare dei laureati. I nostri tendono a essere insufficienti oppure a essere chiamati all'estero da altre situazioni. Per quello che riguarda i giovani, ci sono due situazioni completamente diverse. I giovani professionisti, quindi i colleghi, io posso dirlo, la mia barba bianca è reale, quindi io sono giovane, mi sono laureato nel 90, ho visto un po' passare. Quello che vedo adesso, i giovani hanno paura di diventare dei liberi professionisti con una propria attività professionale legata ad uno studio, perché tendenzialmente tendono a preferire la libera professione come consulenza. Questo perché? Perché evita loro di avere un impatto con una struttura che deve avere degli adempimenti di tipo burocratico, che sono leciti per rispettare le norme, però sono molto pesanti. E ormai il tempo dedicato all'assolvimento di queste pratiche, abbiamo qui il sindaco che può confermarmi, noi siamo soggetti a un'autorizzazione regionale e questa prevede un via libera dal comune, perché pur essendo un'autorizzazione di tipo regionale è poi il comune che rilascia l'autorizzazione. E quindi queste norme alle quali noi siamo sottoposti, che poi ogni anno tramite conferenza Stato-Regioni i requisiti vengono spesso modificati, via dicendo, queste norme tendono ad aumentare e quindi a creare ancora di più un impatto pesante dal punto di vista burocratico. Queste cose spaventano i giovani. I giovani vogliono pensare solo alla clinica e aggiungo anche i diversamente giovani vorrebbero pensare solo alla clinica, perché noi ci siamo laureati per quello che vogliamo fare e quello è quello che ci piace fare. Purtroppo non è così. Quando si ha uno studio l'attività è a tutto tondo, quindi c'è anche quello che va al di là della clinica pura. E quella è la parte meno gradita da noi. Per quello che invece riguarda, quindi questa è la difficoltà dei giovani. Noi stiamo cercando di fare delle campagne interne e esterne all'associazione per far capire ai giovani che proprio in base a quello che dicevo prima, cioè della curva pensionistica che arriverà da qua ai prossimi 8-10 anni, se loro vogliono tenere la professione come è stata impostata adesso, cioè con un rapporto fiduciario medico-paziente e non per il tramite della struttura che ti mette di fronte qualsiasi operatore sanitario, qualsiasi professionista senza un rapporto diretto, ma semplicemente veicolato dal brand o comunque dalla struttura. Se vogliamo mantenere, ripeto, la struttura, il rapporto fiduciario, che è quello attualmente che tiene in piedi il rapporto medico-paziente o comunque dentista-paziente,
l'unica via è mantenere il modello attuale. Qualsiasi altro modello sarà un modello depersonalizzato, quindi dove il paziente entrerà. Mi dispiace fare questo confronto perché sembra che io dica qualcosa contro gli ospedali, non è così. Però uno entra nella struttura e non può scegliere il professionista. Sì, come commenta anche il sindaco Durighetto, devo correre purtroppo che il tempo è tiranno con questa trasmissione vola, ma è giusto spiegare bene, ecco, ambo le parti. Però quello che preoccupa è che giustamente questa professione dice, Presidente, abbiamo visto i risultati, i giovani sono tornati, ma ci sono altre professioni invece che i giovani non tornano perché abbiamo un paese che è un mare agitato, non si sentono sicuri, non c'è certezza in questo paese, abbiamo fino adesso quasi 70 governi, non so cosa, se qualcuno dice che sta accadendo anche questo perché ci sono delle oscillazioni molto forti, questo io sapete che dico quello che sento e c'è un'oscillazione molto forte specialmente in questo periodo, mai dire mai. Come commenta le parole del Presidente Zanetti, Sindaco? No, io devo dire che per quanto mi riguarda sto vedendo soprattutto in questi ultimi mesi, ma in questi ultimi 2 anni, che laddove ci sono delle aziende dove i figli magari avevano iniziato a intraprendere altre strade oppure hanno fatto altre esperienze ma adesso stanno tornando, stanno portando del valore aggiunto, a testimonianza che in realtà non manca la voglia ai ragazzi adesso di provare a fare, anche di fare impresa. Poi concordo sul fatto che magari essendo l'Italia famosa soprattutto per i suoi adempimenti burocratici, uno giustamente dica no, io papà voglio concentrarmi su questo ambito che è quello della produzione o in ambito sanitario clinico, e della parte burocratica per il momento non voglio saperne, e capisco bene perché gli adempimenti sono tanti e alla minima svista ti arrivano in casa 6-7 organismi diversi, dalla Guardia di Finanza fino allo Spisa e chi per esso, giustamente a garanzia del fatto che si faccia impresa in maniera corretta, ma che a volte viene percepito invece come una vessazione. Ci sono stati degli episodi anche nel mio comune dove i controlli che giustamente devono essere fatti e ognuno dovrebbe essere contento di avere il controllo, perché poi all'esito del controllo viene scritto che Luca è stato bravo e non ha sbagliato niente, quindi è anche una forma di orgoglio, però dall'altro canto dovremmo iniziare ad avere un po' più fiducia nei confronti del prossimo, sia delle imprese che però, degli Sindaco, altri. mi scusi, io ho avuto giovani qua. Il problema è, come dice il Presidente Zanetti, loro hanno piacere anche di provare, di creare nuovi lavori, anche di cambiare completamente. Il problema è che poi non sono supportati. E quello che veramente li preoccupa è la burocrazia che invece di diminuire, come ha detto il Presidente Zanetti, aumenta sempre di più. Ma questi non gliene parlano. E allora come fa a resistere? Ma certo, no, ma su questo punto di vista qua sono perfettamente d'accordo con voi. Il fatto di nel tempo provare a limitare o a modificare la burocrazia rendendola meno impattante nei confronti delle imprese o dei ragazzi che vogliono provare a fare impresa, questo deve essere una delle scommesse da giocare immediatamente, sempre in un'ottica di pianificazione per provare a rialzare la testa magari fra 10-20 anni. L'altro aspetto invece, che è quello sul fatto del perché non si riescano a trovare giovani per le aziende, per le imprese, la denatalità sicuramente aiuta e probabilmente è uno di quei fattori che poi pagheremo, al netto del fatto che per alcune professioni effettivamente è più professionalizzante, più incentivante e viene percepita anche come prospettiva di carriera migliore quella purtroppo di emigrare all'estero. L'abbiamo visto anche di recente, c'era il titolo anche sul giornale l'altro ieri, come intere generazioni si stiano trasferendo all'estero perché per determinati settori all'estero trovano maggiore soddisfazione anche economica. Questa è una delle cose che se non iniziamo a invertire adesso ci ritroveremo probabilmente fra 20 anni che non solo non avremo i medici, gli infermieri e gli OS all'interno delle RSA, ma non avremo più neanche la capacità economica per far fronte a quelle che sono le spese minime che abbiamo in questo momento. È per quello che io ripeto, in questi anni io sto vedendo con favore il fatto che ci siano dei ragazzi che tornano magari a lavorare nell'azienda di famiglia e vogliono migliorarla, vogliono provare a portarla avanti o aprono attività in proprio. Ma a questo punto mi viene da dire che se anche qualche toso andasse a fare il murer sarebbe solo che guadagnava. Sì, però vede Sindaco, io non posso sentire direttori sanitari e vi posso assicurare che in questa trasmissione vengono da nord a sud, da Milano, Roma, Napoli, dappertutto, che per far arrivare un ricercatore ci impiegano 4-5 anni.
per la burocrazia. Presidente Zanetti, questo lo dicono questi direttori sanitari, una cosa inammissibile, aspettare 4-5 anni per far arrivare un ricercatore. Capisce che sono sempre paletti sempre più grandi. Prego, Presidente. Sono perfettamente d'accordo. Io resto nel mio ambito perché è l'unico ambito della quale ho conoscenza. E faccio l'esempio di quello che stiamo facendo noi adesso, in questo momento, proprio in questo periodo. Abbiamo iniziato un corso per apprendisti assistenti alla poltrona. Noi abbiamo una gravissima mancanza in questo momento di assistenti alla poltrona. Questo percorso di apprendistato è un percorso che è stato sviluppato tramite un bando regionale, tramite un percorso IFTS, e le ragazze o ragazzi vengono già assunti dagli studi, fanno questo percorso formativo e assolvono all'obbligo della formazione come previsto dall'istituzione della figura di assistente alla poltrona del 2018, che si chiama ASO, assistente di studio odontoiatrico. Adesso è obbligatorio fare un percorso formativo di 700 ore. Questo percorso formativo di 700 ore in Regione Veneto è stato dato in mano a degli enti accreditati che sono tutti privati. Questi enti accreditati fanno pagare a questi ragazzi che poi andranno a cercarsi lavoro, che c'è, ripeto, il lavoro c'è. Come diceva lei prima, il problema è la denatalità e i numeri dei ragazzi che sono bassi, ma il lavoro c'è. Però questi ragazzi che devono andare a formarsi spendono mediamente tra i 2.200 e i 3.000 euro per fare questo corso di formazione. Noi tramite la Confprofessioni, che è una delle confederazioni delle quali Andi fa parte, siamo riusciti a creare il primo percorso in Italia di apprendistato, un percorso che è totalmente gratuito. I ragazzi vengono assunti agli studi, fanno questo percorso di formazione, 3 giorni di formazione e 2 giorni in studio. Alla fine del percorso di formazione hanno acquisito il titolo, cambia il contratto e diventeranno... Fermo, Presidente, perché devo tagliare, perché sono proprio in chiusura, però la domanda al Sindaco. Lei sapeva di questo, Sindaco? Siamo sicuri che queste informazioni arrivano a chi di dovere? Perché una cosa importante è quella che ha detto il Presidente Zanetti. Devo proprio chiudere, prego, Sindaco. No, non lo sapevo, ma vorrei fare una proposta, vorrei chiedere al Presidente Zanetti di andare a fare il Ministro per la formazione e il lavoro a questo punto, perché se qua scopriamo che nel piccolo si riescono a risolvere i problemi, che purtroppo chi non ha fatto il manovale e poi il muratore e poi il capocantiere, ma si siede lì sugli scranni del Parlamento a legiferare e non conosce neanche questi aspetti, forse è il caso di cambiare un po' gli schemi. Ecco, per questo sono importanti queste trasmissioni, che vi incontriate, vi parlate, sentire anche a casa, perché Presidente, guardi che se lei non veniva qui questa mattina, io sono sicura che molti non sapevano di questa importante iniziativa che lei ha creato, che può creare lavoro, che può creare anche un po' di benessere, un po' di tranquillità a tante famiglie, a tanti giovani. Grazie a Luca Durighetto, Sindaco di Zero Branco. Grazie a Federico Zanetti, Presidente Veneto, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Grazie e la posta di Mirella. C'è un ballo che potremmo provare, proporre. There's a special encore that maybe they want to do, and it's called Killer Boogie. Anybody who knows this dance can come on the dance floor and dance it. Yes. Quindi Killer Boogie.